Buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo webinar organizzato in questo caso con la collaborazione di Olympia Splendid e che vedrà come tema, come vedete dal titolo della slide, un titolo anche curioso che è quello dell'impianto snello nell'edilizia a basso consumo. Vedremo infatti come affrontare la questione della climatizzazione in questo caso principalmente ovviamente dedicato al tema del residenziale, ma in edifici a basso consumo, quindi con una buona coibentazione, perché scegliere degli impianti che possano garantire le doti di comfort che tutti ci aspettiamo oggi, con degli impianti a ventilconvettori, scusate, quindi degli impianti snelli, non diciamo soluzioni molto snelle da applicare e anche da gestire, e vedremo quali sono le caratteristiche e i vantaggi. Sono collegati con me due tecnici ed esponenti di Olympia che vedete collegati, Davide Raccagni e Alberto Gazzaroli, che si intervalleranno per oggi con noi. Come sempre ricordo a tutti che potrete porre domande attraverso il pannello di GoToWebinar che trovate solitamente alla vostra destra. Nel pannello domande potete digitare qualsiasi dubbio, qualsiasi richiesta, qualsiasi precisazione vogliate ottenere dai relatori. Io vedrò di raccogliere man mano e sottoporle durante la relazione oltre che alla fine. Ricordo a tutti inoltre che dopo il webinar riceverete una mail in cui avrete un link dal quale scaricare le slide della presentazione di oggi. Allora, direi che ci siamo, vedo che c'è già un ottimo numero di persone collegate, quindi affrontiamo subito la questione innanzitutto con Davide Raccagni nel capire intanto un po' chi è, per chi non la conoscesse Olympia, perché propone questo tipo di soluzione oggi che abbiamo definito come soluzione di impianto snello in un edificio a basso consumo, e vedere anche un po' quali poi sono le soluzioni che possiamo mettere in campo e comprendere meglio l'applicazione alla climatizzazione di tutte le soluzioni che verranno proposte oggi. Allora, prego Davide, puoi iniziare direi. Sì, buongiorno a tutti. Come ha detto Ferdinando, andiamo quindi a vedere quella che è l'azienda, per chi non la conoscesse, appunto Olympia Splendid, è un'azienda italiana nata nel 1956 che si occupa di climatizzazione e di comfort all'interno degli edifici, in particolar modo di tipo residenziale, e lo fa con prodotti innovativi e dal design ricercato, che è ovviamente una delle condizioni essenziali per poter entrare in modo interessante, in modo diciamo che permette di distinguersi all'interno del mercato dell'impiantistica residenziale. Qui vedete elencate i quattro valori, i quattro pilastri su cui si fonda l'azienda, come già detto innovazione e design, ma anche sostenibilità, oltre che di processo anche e soprattutto di prodotto, fin dalla sua diciamo ideazione, quindi fin dalle prime fasi di progettazione del prodotto fino alla sua diciamo al suo smaltimento, quindi al fine vita. Questo proprio in un'ottica sempre più concreta di economia circolare, come appunto stiamo sempre più intraprendendo sui prodotti di Olympia. Anche dal punto di vista delle persone, ovviamente le persone che compongono l'azienda, che fanno parte dell'azienda con la loro passione, la loro competenza, fanno crescere e ovviamente rendono Olympia importante sui mercati, ma allo stesso tempo anche l'importanza della persona per quanto riguarda l'obiettivo dei nostri prodotti, proprio perché il comfort e il benessere della persona è al centro della progettazione dei prodotti di Olympia. Una veloce panoramica di qual è diciamo, la struttura di Olympia. Olympia Splendid ha il suo headquarter e il suo sito produttivo a Cellatica, in provincia di Brescia, nella zona della Franciacorta. La sua sede storica dove nacque a Reggio Emilia, Gualtieri, ora è polo logistico di distribuzione, e poi una serie di filiali, quelle europee, la spagnola e la francese più storiche, diciamo, che sono
ormai esistono da qualche anno, e poi filiali di più recente nascita, quindi quella statunitense, quella brasiliana, quella cinese e infine l'ultima arrivata, quella per il mercato dell'Oceania, Australia, Nuova Zelanda. Più di 150 dipendenti in tutto il mondo e oltre 50 paesi in cui l'azienda esporta i propri prodotti. Venendo quindi ora al tema che ha già annunciato Ferdinando, è diciamo sotto gli occhi di tutti noi che ci occupiamo diciamo di edilizia, comunque che lavoriamo nel settore che ruota intorno all'edilizia, che negli ultimi decenni c'è stata una forte evoluzione di quelli che sono gli edifici. In particolar modo gli involucri sono diventati degli involucri con prestazioni estremamente efficienti dal punto di vista energetico e dei consumi. Si è notato che anche gli impianti all'interno di questo tipo di edifici hanno subito dei cambiamenti e questi cambiamenti li subiranno ancora di più negli anni a venire proprio per rispondere alle nuove esigenze di comfort che sono venute a realizzarsi all'interno di involucri a basso consumo energetico. Sappiamo tutti che fino a una ventina d'anni fa gli involucri sostanzialmente venivano costruiti assolutamente privi di coibentazione termica. Quindi involucri caratterizzati, e ancora oggi la maggior parte degli edifici esistenti ovviamente sono di questo tipo. Sono involucri caratterizzati da elevate dispersioni di calore e che quindi appunto essendo privi di isolamento termico presentano delle temperature delle superfici interne delle pareti disperdenti e comunque dei solai, dei soffitti disperdenti, delle temperature basse rispetto a quelle che sono considerate temperature di comfort, questo ovviamente nella stagione invernale. Pertanto gli impianti all'interno di questo tipo di involucri devono avere delle caratteristiche che vanno proprio a compensare il discomfort creato da un involucro non coibentato. Noi sappiamo che diciamo, il parametro che rappresenta il comfort all'interno dell'edificio dal punto di vista termico è la temperatura operante, che è una sorta di media tra la temperatura dell'aria e la temperatura media radiante. La temperatura media radiante è appunto la media la temperatura media pesata di tutte le superfici che circondano la persona all'interno dell'ambiente diciamo climatizzato, riscaldato. Quando questa temperatura è bassa, ovviamente la sensazione diciamo, di comfort è minore e deve essere compensata innalzando la temperatura dell'aria. Pertanto gli impianti all'interno di questi edifici devono avere le caratteristiche qui elencate. È esperienza di tutti all'interno di un involucro non coibentato, qualora l'impianto venisse, cioè il generatore venisse spento, in un tempo molto breve percepire una sensazione di rapido degrado del comfort termico della persona. E questo avviene perché nel momento in cui spengo il corpo scaldante, la temperatura dell'aria scende velocemente ed essendo la temperatura media radiante che ci circonda bassa rispetto al comfort, subito si ha questa sensazione di freddo. Pertanto i corpi scaldanti tipicamente sono corpi scaldanti a elevata inerzia, pensiamo radiatori in ghisa piuttosto che pavimenti radianti ad alto spessore che quindi mantenevano il calore anche al generatore spento per andare a smorzare questo calo brusco della temperatura. Altra caratteristica, corpi scaldati in grado di elevare la temperatura media radiante. Abbiamo detto questa è bassa, quindi ci sono delle strategie per cercare di innalzarla, quindi radiatori, superfici relativamente piccole come fattore di vista per la persona che è all'interno dell'ambiente, però ad alta temperatura, proprio per andare a compensare la bassa temperatura del resto delle superfici, piuttosto che superfici più ampie come pavimenti radianti, soffitti radianti o pareti radianti a temperatura più bassa, ma di quei gradi in più rispetto al resto delle superfici non attive, diciamo, proprio per andare a compensare ed innalzare la temperatura media radiante. Ultima caratteristica, elevate dispersioni dell'involucro vuol dire necessità di avere alta potenza dei generatori di calore, quindi tipicamente caldaie, sistemi di teleriscaldamento e similari. Negli anni poi, grazie all'evoluzione tecnologica e anche all'evoluzione normativa, siamo passati da involucri privi di isolamento a involucri sempre più isolati, fino ad arrivare a quelli che la normativa oggi e anche il titolo di questo ciclo di questi cicli di webinar
lo ricorda, sono degli edifici NZEB, quindi energia quasi zero, edifici in cui il grado di isolamento è così alto che diciamo, il fabbisogno energetico dell'edificio risulta di molto ridotto rispetto agli edifici che siamo abituati a conoscere e diciamo, realizzati fino a qualche anno fa. All'interno di questi edifici diciamo, le necessità di comfort sono completamente cambiate, o meglio gli impianti che devono garantire il comfort devono avere delle caratteristiche completamente diverse. Come già detto, sono involucri caratterizzati da bassissime dispersioni, ma grazie all'isolamento anche da temperature superficiali interne elevate. Come elevate intendo vicine a quella che è la temperatura di comfort che normalmente d'inverno riteniamo appunto sufficientemente gradevole, cioè normalmente i 20 gradi. A questo punto quindi gli impianti non devono più sopperire a questa scarsa temperatura media radiante, ma devono avere delle altre caratteristiche. Corpi scaldanti a bassa inerzia, perché la bassa inerzia mi permette di avere una rapida messa a regime, ma allo stesso tempo una veloce diciamo, fermata dell'emissione del calore nel momento in cui ho raggiunto la temperatura di set point, perché infatti all'interno di questi edifici il rischio è di andare addirittura in sovratemperatura anche in pieno inverno qualora gli impianti siano eccessivamente inerziali. Bassa potenza del generatore di calore grazie alle basse dispersioni, proprio perché diciamo, essendo un involucro molto isolato, mi basta una potenza molto minore e questo apre il campo a una serie di generatori che fino a qualche anno fa facevano fatica a trovare spazio all'interno degli edifici. Primo di tutti le pompe di calore. Infine, un altro aspetto da tenere conto è il fatto che seppur la stagione estiva, grazie alla coibentazione e soprattutto all'ombreggiamento, se fatto opportunamente, presenta dei picchi di potenza richiesta per raffrescare minori, però la stagione di raffrescamento tende generalmente ad allungarsi in questo tipo di involucri molto coibentati perché di notte l'involucro non riesce, a meno della ventilazione, a smaltire il calore che ha accumulato durante il giorno dai carichi solari e dai carichi interni. Davide, fra l'altro, Sì. volevo magari anche qualcuno ci chiede se puoi parlare eventualmente leggermente più lento, ma non mi pare che il tuo ritmo sia così veloce, ma allora, però volevo sottolineare un po' la questione anche della bassa inerzia. L'abbiamo visto, chi ovviamente è più attento agli aspetti energetici avrà visto il passaggio di molti tipi di impianti a soluzioni a bassa inerzia, in edifici ben coibentati e tanto più gli edifici NZEB. La risposta dell'impianto deve essere solitamente più rapida, specie magari perché in edifici ben coibentati e al di là del periodo attuale in cui tutti stiamo molto più tempo nelle nostre case, normalmente le nostre case hanno dei periodi in cui non c'è necessità, diciamo, di avere una temperatura più alta, perché siamo fuori gran parte del giorno, a parte questo periodo ovviamente. E quindi la bassa inerzia gioca un ruolo importante nel dimensionamento e anche nelle caratteristiche dei terminali. Sì, è assolutamente fondamentale. Le prime esperienze di edifici coibentati in Italia sono state legate soprattutto a quella che è, diciamo, diciamo, gli edifici che si sono costruiti in certificazione Casa Clima, è stata, diciamo, uno dei primi enti, delle prime realtà a proporre degli edifici a basso consumo in Italia. Quello che si è visto è che appunto è fondamentale l'inerzia. Io provo a spiegarla con La un bassa semplice inerzia. esempio. Il discorso della bassa inerzia. Sì, della bassa inerzia. Provo a spiegarlo con un esempio. In un edificio molto coibentato, anche se ci troviamo in pieno inverno, ed è proprio questo il problema a cui si è riscontrato nelle prime costruzioni di questi edifici, è che se avesse ad esempio un pavimento radiante con un massetto tradizionale, pensiamo a 4 cm, 5 cm di calcestruzzo sopra il tubo, la massa di questo corpo scaldante è veramente alta, quindi il calore che si può accumulare lì dentro è molto alto. Se io fossi in una giornata invernale in cui a un certo punto arriva il sole e entra da un serramento, quindi una potenza di diverse centinaia di watt,
le dispersioni dell'involucro, essendo molto basse, fanno sì che la temperatura all'interno dell'ambiente salga velocemente. Arrivato alla temperatura di set point dei termostati, diciamo così, delle sonde di controllo, queste fanno chiudere la testina nel pavimento radiante, poiché abbiamo raggiunto il set point, però il calore accumulato nella massa enorme di calcestruzzo, già a temperatura magari di 26-27 gradi, continua a buttare calore in ambiente, che ormai ha raggiunto i suoi 20-21 gradi di set point, portando ad una sovratemperatura anche di diversi gradi, si arriva anche a 24-25 gradi, e questo ovviamente, oltre a creare delle situazioni di discomfort, perché anche un caldo eccessivo d'inverno comunque non è diciamo confortevole, porta anche a un'inefficienza energetica, perché quel calore l'ho dovuto comunque per buona parte produrre col generatore. Quindi fondamentale avere dei corpi scaldanti che, raggiunto il set point, smettano diciamo istantaneamente di emettere calore. Questo vale anche per costruzioni cosiddette leggere, penso a edifici in legno. Assolutamente, perché è legato soprattutto all'inerzia del corpo scaldante. Ovviamente quando ho anche l'inerzia diciamo delle strutture interne, o comunque delle murature disperdenti verso l'esterno che gravitano all'interno della casa, in ogni caso potrebbe, diciamo, leggermente essere più gravoso, anche se normalmente le strutture sono a temperatura prossima a quella dell'aria interna, quindi non possono portare ad una sovratemperatura. È proprio l'inerzia legata ai corpi scaldanti, che tipicamente sono almeno qualche grado in più, come il radiante del set point desiderato all'interno dell'ambiente. In questa slide ho cercato di rappresentare quello che è il significato di impianto snello, quindi quel termine che forse può sembrare un po' curioso, che abbiamo utilizzato nel titolo. La premessa è che ci concentreremo in questo webinar su quelle che sono le soluzioni per il residenziale autonomo, che è poi, diciamo, l'ambito in cui Olympia Splendid opera, almeno con i suoi generatori. I terminali ovviamente possono ampliare il loro campo d'azione. Però, concentrandoci sul residenziale autonomo, nell'immagine di sinistra ho cercato di rappresentarvi quello che è il concetto di minima snellezza per un impianto termoautonomo in ambito residenziale, cioè quello che orbita intorno un po' al concetto di impianto ibrido, quindi un impianto molto ramificato con una struttura abbastanza complessa, che tipicamente è composto almeno da una pompa di calore, da un generatore a combustione, tipicamente una caldaia, e magari dotato anche di solare termico. All'interno di questi impianti sono presenti poi uno o più accumuli termici che gestiscono i flussi di energia dei vari generatori, per poi andare a distribuirli sui terminali di impianto, che possono essere di diverso tipo, a medio alta temperatura o anche a bassa temperatura, quindi con una distribuzione anche abbastanza complessa, magari complicata dal punto di vista distributivo. Il vantaggio di questi impianti è certamente quello di avere una diciamo, capacità multienergetica, quindi di andare a usare l'energia disponibile o comunque più conveniente in quel momento, una certa ridondanza di generatori per alcune funzioni, come ad esempio la produzione sanitaria, quindi una maggior sicurezza e garanzia di servizio. Ovviamente però i punti negativi di questo tipo di impianto sono rappresentati proprio dalla sua articolazione, dalla sua complessità. Quindi ho tanti oggetti in campo, tanti prodotti in campo, questi sono, diciamo, da gestire da tanti punti di vista. Ho dei costi iniziali per acquistare tutti questi oggetti, diciamo, una complessità installativa, degli ingombri, e anche poi a fine vita uno smaltimento più complesso di tutti diciamo, i prodotti che ho in campo. Pensiamo solo al glicole dell'impianto solare, a realizzare una canna fumaria, a realizzare l'impianto del gas, e quindi una complessità che poi deve essere gestita all'interno di un involucro a basso consumo, quindi dove magari questo eccesso diciamo, di impiantistica potrebbe risultare appunto non necessario. A destra invece ho rappresentato quello che forse sul mercato si può considerare come la soluzione impiantistica a massima snellezza, ed è la soluzione che gravita intorno alla logica di aggregato compatto. Questo tipo di impianto, questa macchina che nasce nell'ambito delle case passive, e che sostanzialmente cerca di sfruttare lo stesso impianto idraulico
con cui farei il ricambio dell'aria con una ventilazione meccanica, anche per fornire il riscaldamento a questo edificio che, se è realmente una casa passiva, ha bisogno di potenze molto, molto limitate. Ovviamente i vantaggi di questa soluzione sono la sua efficienza e la sua compattezza. Infatti dentro nell'unico involucro si racchiude un recuperatore di calore, una piccola pompa di calore e anche un accumulo di acqua calda sanitaria. Diciamo, ovviamente questo tipo di impianto, vantaggioso per gli aspetti che ho detto, ha anche esso dei punti deboli. Ad esempio, dal punto di vista del comfort ambientale, questi impianti generalmente non riescono a gestire temperature diverse tra ambiente e ambiente, ma gestiscono diciamo, in modo uniforme il riscaldamento di tutto l'involucro diciamo, edilizio che vanno a servire. Ovviamente dal punto di vista estivo questo può diventare un limite, non solo appunto per la difficoltà di gestire la temperatura stanza per stanza. D'estate possiamo avere dei carichi concentrati magari in una sola stanza e quindi trovare delle differenze notevoli tra un locale e l'altro, ma anche proprio in termini di potenza. Infatti normalmente devono essere abbinati, qualora sia necessario fare un raffrescamento più considerevole, devono essere abbinati ad altri impianti per gestire la fase di raffrescamento. Anche dal punto di vista del sanitario, l'accumulo contenuto in queste macchine normalmente da 180-200 litri. Se i consumi sanitari diventano importanti, i tempi di ripristino, qualora si vada a scaricare, così si dice, l'accumulo, sono abbastanza elevati perché la pompa di calore contenuta è molto piccola. E dal punto di vista della flessibilità, come dicevamo, una macchina che riesce a soddisfare le esigenze di riscaldamento per una casa realmente passiva. Quando dobbiamo parlare di raffrescamento o non siamo esattamente in una casa passiva, l'impianto diciamo, rischia di non essere adeguato dal punto di vista delle capacità di riscaldamento. Quello che vedete invece in questa slide è la proposta di impianto snello di Olympia Splendid, quindi un impianto con una struttura molto più tradizionale, con una snellezza paragonabile a quella dell'aggregato compatto, dell'ultimo impianto che abbiamo visto, ma diciamo che è in grado di andare a superare i limiti che vi ho elencato. Questo tipo di impianto si struttura diciamo, su una distribuzione di tipo idronico tradizionale, tipicamente una distribuzione a collettore, e dove il generatore è una pompa di calore di tipo polivalente, specificatamente studiata per l'ambito residenziale autonomo, che si occupa del riscaldamento, del raffrescamento e della produzione di acqua calda sanitaria in modo molto efficiente, sfruttando appunto il recupero di calore tipico della sua tecnologia. Questo è un prodotto brevettato da Olympia Splendid. Oggi non abbiamo tempo, non parleremo di questa macchina, vi invito comunque a seguirci anche sul nostro sito nei prossimi eventi per appunto capire meglio il funzionamento di questo oggetto. Attraverso una distribuzione poi, come dicevo, idronica, tipicamente a collettore, si va a portare il fluido termovettore ai terminali, che saranno invece l'oggetto centrale del webinar di oggi, che sono in particolare dei ventili radiatori, vi spiegherò dopo di cosa stiamo parlando, e sono dei terminali che si occupano del riscaldamento, del raffrescamento e della deumidificazione per garantire il comfort all'interno dei locali. Il tutto può essere poi controllato da un controllo di tipo centrale che permette di ottimizzare il funzionamento tra la pompa di calore e i terminali, proprio per ottimizzare i flussi energetici e anche il comfort all'interno dell'edificio, e per permettere all'utente poi tutte quelle impostazioni necessarie ad essere aderente alle proprie abitudini di vita. Tema sempre più attuale, quello del ricambio dell'aria, che ovviamente va a completare l'impianto. Nel nostro caso la proposta è di un impianto molto, anche qui, diciamo, snello, quindi facile nella sua installazione e soprattutto anche nella sua manutenzione, che può essere fatta dall'utente finale, che è una ventilazione meccanica di tipo decentralizzato e di tipo puntuale, appunto, a recupero di calore. Hai parlato di terminali in cui già il prefisso ventil ci fa capire che c'è un ventilatore all'interno. In ambito residenziale, pensando soprattutto a molti clienti che sono abituati più ad impianti tipicamente radiatori o impianti radianti, potrebbe essere un problema, cioè la questione che di un'eventuale rumorosità che c'è o non c'è in questo tipo di soluzioni?
Allora, vedremo poi anche la gamma che vi presenterà appunto il collega Alberto Gazzaroli, in cui vedremo appunto le caratteristiche anche, diciamo, non tradizionali dei nostri ventilconvettori. Olympia Splendid è stata la prima azienda nei lontani primi anni 2000 a investire diciamo, in una tecnologia in cui pochi, diciamo, avrebbero sperato in un successo come quello che sta vivendo in questi anni, e che quindi è la tecnologia dei ventilconvettori abbinati, cioè diciamo inseriti all'interno dell'ambito residenziale. I ventilconvettori siamo abituati tutti a vederli negli uffici, negli edifici pubblici, nel terziario, e sono Esatto. sempre stati associati ad essere degli oggetti adeguati per quel tipo di funzione, ma anche, tra virgolette, non adatti a locali silenziosi o comunque confortevoli come vogliamo la nostra casa. In realtà, nei lontani primi anni 2000, Olympia Splendid investì la sua ricerca e sviluppo proprio a concentrarsi nello studio di un terminale, quindi un ventilconvettore, nello specifico poi un ventilradiatore, vediamo che cos'è, specificatamente studiato per l'ambito residenziale. E da allora ogni anno vendiamo decine di migliaia di queste macchine che vengono installate soprattutto in ambito residenziale, e l'esperienza che ormai abbiamo maturato è che la questione rumorosità, per come sono strutturate queste macchine, non è assolutamente un problema, e anzi le persone normalmente sono, diciamo, piacevolmente sorprese da come in realtà sono silenziosi questi terminali, a differenza di quella che è l'esperienza comune sui ventilconvettori. Quindi mi sento di dire che assolutamente non è per noi quello, ecco, certamente un problema, anzi invitiamo le persone anche diciamo dove ci sono delle installazioni, magari ad avere la possibilità di ascoltare anche davvero quanto sono silenziose queste macchine. Ti giro un attimo una richiesta di precisazione di alcuni nostri partecipanti che ci chiedono, ma il terminale fa anche deumidificazione, ma la fa solo in estate o può farla anche in altri periodi? No, allora il terminale è diciamo, composto principalmente da una batteria, quindi ha la struttura di un ventilconvettore, non di un deumidificatore, quindi non ha un circuito frigorifero. Quindi la deumidificazione di cui si parla è ovviamente quella estiva, che sappiamo che in un ventilconvettore è intrinseca nella funzione di raffrescamento, quindi Sì. passando dell'acqua fredda nella batteria, questa con una certa diciamo, percentuale tra potenza sensibile e potenza latente, quindi quella legata alla sua capacità di deumidificazione, la macchina va anche a fare una componente di deumidifica che dipende dalla temperatura della batteria e dalle condizioni dell'aria ambiente in cui sta lavorando. Non è possibile controllarla puntualmente come un deumidificatore, ma teniamo conto che il carico latente di un ambiente, che sia un ufficio o che sia un ambiente residenziale, è diciamo molto vicino alla curva di lavoro di un ventilconvettore, quindi alla capacità di deumidificazione di un ventilconvettore. Ti faccio ancora una domanda, magari poi le altre le raccolgo, so che ci sono altre tue slide in cui forse alcune troveranno già risposta, però giustamente qualcuno ci pone la questione, abbiamo parlato di edifici ben coibentati, in cui le esigenze quindi anche di inerzia dell'impianto sono minori e possiamo dare risposte molto più rapide anche al variare di carichi, ma giustamente ci chiedono per poter installare una soluzione di questo tipo, cioè cosa intendiamo per un edificio di questo tipo, che grado di coibentazione deve avere, ad esempio la richiesta magari forse questa è più puntuale, ci chiedono una struttura priva di coibentazione ma con una muratura di spessore 45 in laterizio, 45 centimetri può essere sufficiente? Allora, teniamo conto che adesso noi ci stiamo concentrando su quello che sono gli edifici a basso consumo, che sicuramente amplificano i benefici di un terminale di questo tipo, proprio grazie alla sua bassa inerzia e, come vedremo, alle caratteristiche anche specifiche di un ventilradiatore. In ogni caso, questi terminali, se considerate che appunto li produciamo fin dall'inizio dei primi anni 2000, quando gli edifici ancora forse solo qualcuno li costruiva come NZEB, in realtà molte installazioni vengono fatte su edifici
anche scarsamente isolati o anche quasi privi di isolamento. Ovviamente lì diviene, come vi avevo mostrato, più importante il termine diciamo legato all'inerzia dell'impianto per compensare proprio la scarsità di isolamento dell'involucro, ma con un impianto opportunamente regolato e fatto funzionare diciamo senza eccessive interruzioni termiche e interruzioni diciamo di servizio della fornitura di riscaldamento, le condizioni di comfort possono essere tranquillamente garantite anche con dei ventilconvettori, che anzi in termini di potenza emessa in condizione di riscaldamento, ovviamente avendo una ventilazione forzata, diciamo la potenza specifica calcolata sulla dimensione del terminale è maggiore rispetto a un radiatore, quindi comunque non c'è assolutamente nessun problema di potenza, devono essere opportunamente ovviamente dimensionati da un calcolo specifico in base alla, diciamo, alla struttura disperdente diciamo, di ogni locale, di ogni edificio. Vedremo poi, Alberto vi mostrerà anche fino a che potenze arrivano questi terminali e quindi ci si renderà conto che tranquillamente si possono soddisfare anche le esigenze di riscaldamento di edifici non coibentati. Allora, proseguiamo magari un attimo con il resto della presentazione, così forse diamo già automaticamente risposta ad alcuni dei quesiti. Invito comunque tutti a porre attraverso il pannello domande di GoToWebinar in forma scritta qualsiasi tipo di domanda abbiate. Prego. Perfetto, quindi adesso cerchiamo di capire diciamo che cos'è la tecnologia radiante e arriveremo poi a quella parola ventilradiatore che vi ho già accennato, che cos'è la tecnologia radiante abbinata ad un ventilconvettore. Noi sappiamo che un ventilconvettore è un terminale che è in grado di riscaldare durante l'inverno e di climatizzare, di raffrescare ed umidificare durante la stagione estiva, e questa sua capacità di soddisfare sia il servizio invernale sia il servizio estivo di comfort è una delle caratteristiche che fanno più apprezzare questo tipo di terminale. La tecnologia radiante applicata ad un ventilconvettore fa sì che durante la fase di riscaldamento non vi sia un'immissione di calore in ambiente solo per ventilazione, ma che vi sia una componente di riscaldamento che ne va ad aumentare il comfort anche per irraggiamento, attraverso l'irraggiamento di calore che può venire dal pannello frontale della macchina, un po' come fosse un piccolo diciamo radiatore. E durante la stagione estiva invece un ventilconvettore dotato di tecnologia radiante avrà un modo di funzionamento assolutamente uguale ad un ventilconvettore, quindi funzionerà solamente con una ventilazione forzata. Sul mercato esistono sostanzialmente tre tipologie di applicazione di prodotti con applicata questa tecnologia. Il primo è diciamo, quello di andare ad abbinare, quindi ad aggiungere sulla struttura di un classico ventilconvettore, sostanzialmente strutturato con un ventilatore e una batteria alettata per lo scambio termico acqua-aria, andare ad aggiungere un serpentino radiante di tipo idronico posto dietro il pannello frontale diciamo, del terminale per andare appunto a creare questa componente di irraggiamento. Qui dentro fluirà la stessa acqua calda, stiamo parlando della stagione invernale, che fluisce anche, che arriva al terminale, che in parte va nella batteria. La seconda tipologia è invece quella di dotare la classica struttura di un fan coil di microventilatori aggiuntivi al ventilatore principale, posti dietro la batteria, che vengono attivati per spingere dell'aria calda contro il pannello frontale e anche qui andare a produrre questa componente di irraggiamento. La terza tecnologia è quella invece di produrre l'irraggiamento attraverso una resistenza elettrica posta anche in questo caso dietro il pannello frontale, soluzione che si trova soprattutto sul mercato francese, dove ovviamente costando poco l'energia elettrica è sostenibile anche dal punto di vista dei costi questo tipo di soluzione. Olympia Splendid ha optato e ne ha anche diciamo, inventato appositamente un nome che segue il nostro brevetto, che è ventilradiatore. Ha optato per la prima delle tre tecnologie, o meglio l'ha inventata, diciamo, nel senso che siamo stati i primi a proporla sul mercato e a proteggerla da brevetto, quindi attualmente ancora gli unici a proporla. Questo sostanzialmente, come dicevo, è costituito da un pannello frontale radiante, che è questo serpentino in rame che trovate dietro il pannello frontale della macchina, da una batteria lettata
studiata appositamente per funzionare con basse temperature tipiche, le temperature tipiche di produzione di una pompa di calore. Un ventilatore tangenziale posto nella parte inferiore invece dei soliti, diciamo dei più tradizionali ventilatori centrifughi, questo perché ci ha permesso, come vedremo poi dalle caratteristiche dei nostri fan coil, di contenere notevolmente lo spessore della macchina. Il ventilatore è mosso poi da un ventilatore DC inverter brushless, quindi un motore a bassissimo consumo energetico, parliamo solo di qualche watt diciamo di funzionamento, di assorbimento elettrico, e che è in grado di funzionare con una variazione della velocità sostanzialmente continua, quindi che permette di seguire molto bene quello che è il carico ambiente. Il tutto regolato da una termoregolazione appositamente studiata per sfruttare i benefici diciamo, della presenza della tecnologia radiante, termoregolazione che può essere a bordo o remotizzabile. I vantaggi principali di un ventile radiatore è quello che durante la stagione invernale la macchina può essere fatta funzionare proprio come dicevamo come un piccolo radiatore, come dice il nome stesso, quindi mantenendo, qualora siamo vicini alla condizione di set point, questo lo fa con il suo funzionamento automatico che è impostabile dall'utente la macchina, di fermare il ventilatore e di fare il mantenimento di temperatura attraverso un funzionamento in assenza di rumore, quindi senza ventilatore in funzione, ma solo con la convezione naturale e l'irraggiamento dato dal serpentino. Andando a vedere un attimo più la struttura della macchina per capire qualche dettaglio tecnico in più, vediamo che un ventilconvettore fondamentalmente riceve acqua dal generatore di calore e una volta attraversata la valvola, l'elettrovalvola 2 o 3 vie, che normalmente viene installata sul terminale, attraversa la batteria, cede calore all'ambiente, stiamo parlando sempre del caso invernale, e per poi tornarsene al generatore di calore. In un ventile radiatore invece abbiamo l'aggiunta di un T di deviazione che dopo aver attraversato l'acqua, dopo aver attraversato la valvola elettrotermica, si divide in due flussi. Una prima portata dell'acqua, come dicevamo, va verso la batteria, una seconda parte della portata d'acqua va invece al serpentino frontale della macchina. Quindi sono due flussi in parallelo e una volta ceduto il calore nei rispettivi scambiatori, quindi batteria e serpentino, si riuniscono sulla tubazione di ritorno per tornare poi verso il generatore di calore. Sullo stacco di mandata verso il serpentino radiante è presente una piccola valvola, diciamo tipo una valvola termostatica, comunque meccanica, priva di alimentazione elettrica, che si chiama valvola Kalorstad, fornita sempre di serie, che fondamentalmente blocca il passaggio dell'acqua al serpentino qualora ci troviamo nella condizione estiva, quindi qualora l'acqua sia inferiore ai 29 gradi. Quando l'acqua è superiore ai 29 gradi apre il circuito e quindi l'acqua calda d'inverno fluisce sempre anche nel serpentino. Quando è estate invece l'acqua refrigerata non può andare verso il serpentino, produrrebbe infatti della condensa sul fronte della macchina, ma passerà solamente attraverso la batteria per produrre il raffrescamento. Quindi ti interrompo, Davide, solo una cosa, proprio se ritorni sulla slide precedente, perché proprio c'era qualcuno che ci chiedeva i problemi di condenso alto, ma sulla superficie esterna, diciamo, del ventile convettore, ma in questo caso quindi nella funzione estiva non abbiamo... Non circola acqua nel serpentino perché questa valvola Kalorstad d'estate normalmente un terminale funziona a 7, 8, 10 gradi di mandata, quindi ampiamente sotto i 29 gradi, e quello che succede è che la valvola chiude il passaggio e quindi d'estate non avrò mai acqua refrigerata che va nel serpentino. Non è una valvola elettrica, quindi non c'è problema di, diciamo, di guasto del motore o di mancanza guarda, l'alta preoccupazione di qualcuno, proprio al di là dell'eventuale condensa che poteva manifestarsi, ma in questo caso non essendoci un fluido e quindi nel funzionamento estivo, per cui non c'è il problema di condensa, giusto? Sì. Era il problema dell'affidabilità di una servovalvola legata a questa proprio interruzione del flusso idronico, insomma. No, questa è una valvola tipo una piccola termostatica che appunto, come vedete, normalmente per produrre condensa su un pannello frontale devo avere temperature ben al di sotto dei 29 gradi, quindi andando a chiudere lei già a 29 gradi, d'inverno non manderemo mai acqua calda
inferiore ai 35-40 gradi, quindi non c'è pericolo che si chiuda l'inverno, mentre d'estate siamo ampiamente sotto questa temperatura, quindi sicuramente andrà a chiudersi. Se la valvola fosse difettosa se ne accorge subito, perché ovviamente già in fase di installazione di collaudo questa può essere subito diciamo, verificata. Diciamo, l'affidabilità di queste valvole è molto elevata ormai, appunto dall'inizio della produzione di queste macchine, quindi dai primi anni 2000 che viene diciamo, utilizzata, e quindi abbiamo avuto diciamo, una buona scuola, ma anche numerosi casi su cui verificarne l'affidabilità. Quindi diciamo c'è già un'esperienza decennale, perché era proprio il dubbio cioè la richiesta di qualcuno sull'affidabilità nel tempo di questo tipo di valvole, insomma. Le prime installazioni sono state fatte intorno al 2004, quindi parliamo già di 16 anni di funzionamento, quindi diciamo, direi un tempo diciamo, molto buono diciamo, per la vita di un terminale, insomma, quindi per verificare l'affidabilità della vita di un terminale. Ovviamente questo diciamo, come qualsiasi tipo di valvola, ovviamente richiede che l'acqua all'interno dell'impianto sia acqua pulita, quindi ovviamente nella fase di installazione bisogna opportunamente pulire l'impianto, perché questo non vale solo per la Calostat, ma in generale per qualsiasi tipo di valvola potrebbe andare a infilarsi diciamo del residuo che c'è all'interno delle tubazioni, però nel momento in cui viene fatto a regola d'arte, viene realizzato a regola d'arte l'impianto, questo pericolo non sussiste assolutamente. In questa slide mettiamo a confronto una termografia tra due tecnologie, quella del ventilradiatore, quella di sinistra, con pannello tubolare idronico, quindi dove passa dell'acqua, rispetto diciamo, a un'altra tecnologia che è quella di tipo 2, quella con i microventilatori. Qui sostanzialmente vediamo i due terminali funzionanti in modalità statica, quindi senza il ventilatore principale, quello tangenziale nella parte inferiore della macchina, in funzione, quindi è spento, e 60 gradi all'incirca la temperatura dimandata in entrambi i casi. Quello che si nota, oltre diciamo, una differenza di colorazione che vi illustro dopo, si nota anche diciamo, una sorta di macchia più tendente al rosso nella parte del muro retrostante del fan coil. In questo caso questo va ad indicare che c'è una movimentazione d'aria che è proprio quella data dalle ventoline, e non è tanto preoccupante per la movimentazione d'aria che viene creata, quanto per il fatto che vuol dire che ci sono degli organi in movimento, quindi appunto il motore delle ventoline, il quale può essere fonte, diciamo, comunque di rumore. In questo caso invece abbiamo assolutamente assenza di organi in movimento, sta funzionando come un radiatore, e quindi il vantaggio di questa tecnologia è quello di azzerare assolutamente la rumorosità durante il funzionamento statico, che con i nostri comandi può essere anche forzato, ad esempio durante la notte, quindi per andare a forzare la macchina a funzionare in funzionamento puramente statico. L'altro aspetto che si nota da questa termografia è che all'interno dell'area bordata di bianco viene calcolata la temperatura media, che in questo caso è di oltre 43 gradi, in questo caso è di 32 gradi e 6, quindi inferiore ai 33 gradi, più di 10 gradi in meno. Con questa tecnologia i ventilradiatori che abbiamo a catalogo permettono, con acqua dimandata a 50 gradi, quindi compatibile con diciamo, funzionamento in pompa di calore, riuscire a fornire con la taglia più piccola, la taglia 200, 370 watt, per arrivare fino alla taglia più grande a 1200 watt in emissione puramente statica, quindi senza funzionamento del ventilatore. Io con questo ho terminato questa prima parte. Magari chiariamo solo un punto che qualcuno ci chiede, ma i ventilatori in questo caso sono a velocità variabile? Sì, come spiegavo prima, diciamo, nelle versioni più economiche della macchina sono dei ventilatori di tipo AC, quindi con funzionamento a corrente alternata, e hanno 3 velocità impostabili. Ma per tutte le altre macchine, questo diciamo è un po' la macchina da primo prezzo, ma in tutte le altre versioni delle macchine sono dei motori DC inverter brushless, come dicevo prima, quindi che hanno una modulazione continua della velocità. L'utente può scegliere tra 3 velocità forzate e mantenute costanti diciamo, dalla sua scelta, piuttosto che lasciare funzionare la macchina in funzionamento automatico
e sarà lei che autoregola la velocità del ventilatore per portare, inizialmente a regime l'ambiente, quindi con una velocità un po' più alta, e poi fare un mantenimento con la velocità più bassa possibile, magari anche col funzionamento statico, nel caso del ventiradiatore, qualora siamo vicini al set point. Allora, chiamiamo in causa anche Alberto Gazzaroli, eccolo, che ci ha raggiunto. Allora, gli assegniamo il ruolo anche di relatore per la presentazione un po' di quella che è la gamma dei Fancoi che ha illustrato Davide. Se ci condividi la presentazione, Alberto. Eccoci. Perfetto. Allora, vediamo un po' la gamma, così magari poi facciamo eventualmente un altro giro di domande, ma forse alcune risposte la troveranno già nelle tue slide, nella tua presentazione. Puoi iniziare. Buongiorno, buonasera a tutti, sono appunto come anticipato Alberto Gazzaroli, Product Marketing Manager in Olympia Splendid. Mi occupo sostanzialmente di tutto quello che riguarda appunto i prodotti e l'innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti all'interno della gamma professionale di Olympia Splendid. Questa sera insieme andremo a vedere un po' più nel dettaglio quali sono appunto le offerte, le soluzioni di Olympia Splendid per quello che riguarda i suoi terminali di impianto. Come già anticipato dal collega Davide Raccagne, appunto l'Olympia Splendid è stata la prima che ha introdotto sul mercato il 20 convettore, il radiatore Ultra Slim. Nelle mie prossime slide andremo in una prima parte a vedere qual è appunto la gamma e l'offerta sul fan coil Ultra Slim, chiamati da noi B2 di Olympia Splendid, e nella seconda parte andremo poi invece a vedere qual è la novità del 2020, dove abbiamo inserito un nuovo segmento di mercato che però non voglio anticiparvi ora. Partendo appunto dalla nostra gamma di fan coil Ultra Slim, come anticipava sempre in precedenza il collega Raccagne, Olympia Splendid è sempre focalizzata al mondo residenziale, con prodotti terminali di impianto da un design molto curato, molto particolare per essere inseriti all'interno appunto dell'ambito residenziale, e la caratteristica principale dei nostri fan coil appunto è essere il discorso di avere l'Ultra Slim, perciò appunto in 12,9 centimetri di spessore appunto troviamo tutto l'ingombro della profondità dei nostri fan coil, ed è la caratteristica che distingue Olympia Splendid. Per quello che riguarda la gamma dedicata al fan coil Ultra Slim di Olympia Splendid, e diciamo ogni soluzione di Olympia Splendid ha le due versioni, la versione tradizionale, il classico 20 convettore, e poi abbiamo la versione radiante che appunto, come ha ben spiegato prima i vari plus il collega Raccagni, è la versione appunto per avere appunto anche questo effetto radiante in riscaldamento. Perciò le soluzioni di Olympia Splendid sono appunto, abbiamo il B2 Air, che è appunto una macchina a installazione a parete con la scocca, con il mobiletto, e un classico appunto fan coil, e la caratteristica di essere appunto Ultra Slim. Abbiamo poi il B2 Wall, il quale invece ha un'estetica molto in linea comunque con un linguaggio di design molto simile al B2 Air, per creare anche un family feeling estetico all'interno della mia abitazione, se possiamo pensare di installare queste macchine in ambienti diversi all'interno dell'abitazione. Però il B2 Wall è una macchina studiata appunto per ambienti un po' più piccoli, una macchina dedicata all'installazione a parete alta, appunto, e sono anche in gergo chiamati hydro split, appunto, questi split idronici che vengono montati appunto sopra le porte o nelle parti alte delle pareti, e vengono molto abbinati ai pavimenti radianti, dove appunto non si fa appunto il riscaldamento col pavimento radiante, e invece si vuole andare a fare raffrescamento con appunto un fan coil, utilizzando sempre lo stesso circuito idronico di impianto.
Poi abbiamo infine il B2 Naked, perciò la versione ad incasso, appunto per un'integrità ancora più totale, una snellezza ancora più totale del nostro terminale, appunto la soluzione ad incasso delle nostre macchine, nelle quali si può avere solamente questo pannello che vediamo frontale per quello che riguarda le versioni radianti, o in certi casi appunto per le versioni tradizionali 20 con vettore si può appunto non prevedere questo pannello, ma addirittura prevedere solamente delle griglie di mandate di aspirazione dell'aria e una chiusura con un cartongesso, e perciò ancora più, diciamo, integrato all'interno della mia parete. Nella parte Alberto, bassa... scusa, Alberto, Sì? scusa, solo una domanda al volo che così ci dà l'occasione di fare una precisazione, visto che ce lo chiedono. Ma nelle soluzioni in casso avete anche delle soluzioni da controsoffitto o ci chiedono oppure no? Certo, le nostre versioni di macchine tradizionali 20 convettori, perciò nella versione in casso, possono essere installate anche a controsoffitto, anche appunto a soffitto. D'accordo, mentre tutte le L'avremo poi altre... visto successivamente, Sì, perciò... ma visto che magari lo precisiamo, perché già qualcuno ci chiede, avendo visto anche le slide precedenti, gli altri ventil convettori vanno invece, ci chiedono, sono solo posizionati sulla parte bassa della parete. No, le versioni diciamo tradizionali, diciamo le versioni non radianti possono essere installate anche tutte anche a soffitto. Invece la versione radiante, invece quella col serpentino, quelle purtroppo non possono essere installate a soffitto perché appunto al posto del serpentino radiante in quella posizione viene installata la bacinella raccolta condensa, e perciò questo non ci permette di poter installare le macchine a soffitto. E nella versione in casso naturalmente la macchina può essere installata in un controsoffitto. Certo. Ok, stavo dicendo appunto, ritornando alla presentazione, che nella parte, questi 4 prodotti nella parte bassa della slide sono altre alternative, altre soluzioni che abbiamo all'interno della nostra gamma Ultra Slim. Abbiamo, per quello che riguarda diciamo i fan coil, i 20 convettori o 20 radiatori da parete a mobiletto, abbiamo delle altre soluzioni, il B2 Smart, che è una soluzione diciamo entry level, come diceva anche il collega Davide Raccagni prima, è la soluzione con la motorizzazione, con anche, scusate, la motorizzazione a C, e perciò diciamo, è la soluzione entry level all'interno della nostra gamma, ed è dotato appunto di una scocca metallica e fianchetti in ABS. Abbiamo poi invece il B2 Plus, che è il nostro modello sempre versione a mobiletto, perciò di installazione a parete, o appunto o a soffitto nel caso in cui non si parli di 20 radiatore, che è la nostra soluzione totalmente in metallo e che perciò ha la possibilità e la caratteristica di poter essere personalizzato anche con il colore, perciò abbiamo la possibilità su richiesta di poter personalizzare il colore e magari appunto nello stesso colore della parete su cui verrà installato. Poi abbiamo con la stessa estetica la versione dedicata agli impianti a 4 tubi, e poi infine abbiamo diciamo, il fratello maggiore del B2 Wall, che è il C2 Wall, che sostanzialmente è una macchina sempre a parete alta, il famoso Hydro Split, che ha delle potenze superiori, e questo diciamo ci ha permesso di inserirlo in gamma per poter andare a ampliare un po' più l'offerta di Olympia Splendide e riuscire a entrare anche appunto nel piccolo commerciale e in quegli ambienti dove c'è bisogno di più potenza. Adesso andremo insieme a vedere diciamo, i primi tre, i B2 Air, il B2 Wall e il B2 Naked nel dettaglio, per poi passare a quello che è la novità del 2020. Partendo da quello che è il B2 Air, appunto, è la nostra macchina, diciamo, il nostro cavallo di battaglia, è una macchina naturalmente è ultra slim, abbiamo la possibilità di averla sia appunto nella modalità standard 20 convettore che nella modalità 20 radiatore, perciò come dicevamo prima con il nostro serpentino radiante, tecnologia brevettata da Olympia Splendid. È una macchina che, a differenza diciamo del classico fan coil, che diciamo, è una macchina che ha il comando separato, diciamo, o comunque viene acquistato separatamente e poi viene montato in cantiere sulla macchina. Nel nostro caso abbiamo voluto inserire un comando integrato, un comando touch
a bordo macchina, nella parte superiore della macchina, che è già integrato all'interno della macchina. Questo per facilitare anche appunto l'installazione, per facilitare diciamo anche poi la manutenzione, e appunto sempre legato al discorso della facilità di installazione abbiamo anche progettato questa scocca e questi fianchetti, e li abbiamo richiamati questo design integrale, in modo tale che con solamente 4 viti io posso smontare, diciamo, la mia scocca della macchina e posso accedere alla macchina per fare manutenzione, fare pulizia e accedere magari ai filtri, perciò in maniera molto semplice posso interagire e andare a operare sulla macchina. E infine abbiamo appunto la possibilità di avere un flap motorizzato nella parte superiore della macchina per direzionare, diciamo, l'uscita dell'aria in ambiente, e perciò per avere un maggior comfort. Il comando integrato all'interno della macchina ci permette di avere anche un telecomando nella versione TR, nella versione touch remote che abbiamo a disposizione, e la nostra macchina sostanzialmente è una macchina, come abbiamo detto in precedenza, un classico fancoil o ventiradiatore, che perciò permette di riscaldare, raffreddare, deumidificare e filtrare l'aria in ambiente. Abbiamo 5 modelli di potenza che vengono nominati in tutta la nostra gamma degli Ultra Slim, con le taglie 200, 400, 600, 800 e 1000, e in base appunto alle nostre taglie abbiamo sostanzialmente 5 potenze, sia in riscaldamento che in raffreddamento. Nel caso degli Ultra Slim abbiamo potenze che vanno dai 0,82 kW per la taglia 200 e arrivano fino ai 3,78 kW per quello che riguarda la taglia più grande, la taglia 1000. A livello di ingombri, appunto, abbiamo detto che il nostro spessore delle macchine è uno spessore minimo di 12,9 cm, e poi abbiamo la larghezza della macchina che naturalmente varia al variare della taglia, al variare della potenza. Partiamo da una larghezza per la taglia 200, siamo intorno ai 70 cm di larghezza, per arrivare fino alla taglia 1000 con appunto 150 cm di larghezza. Le macchine, come anticipato in precedenza, possono essere installate a pavimento basso, dove appunto abbiamo la possibilità di avere dei kit estetici per dei piedini per appunto sostenere la macchina o per coprire eventuali tubazioni dell'acqua che diciamo escono direttamente dal pavimento, o altrimenti abbiamo la possibilità di installare la macchina nella classica posizione a 10-15 cm da pavimento, perciò a parete, e poi infine abbiamo la possibilità per le versioni non radianti di poter installare la macchina anche appunto a soffitto. Se andiamo a vedere quello che riguarda invece il B2 wall, perciò diciamo lo split idronico, il fan coil a parete alta, e in questo caso la soluzione di Olympia Splendid offre questa macchina sempre dal design ultra slim, perciò di uno spessore sempre di 12,9 cm, ha sostanzialmente tutti i plus elencati in precedenza per B2 perché anche qua abbiamo diciamo il multiset control, il comando integrato a bordo macchina, comando touchscreen a bordo macchina, e la possibilità di avere un telecomando per la gestione da remoto. E infine anche qui abbiamo la possibilità di avere il flap motorizzato per poter gestire l'emissione dell'aria in ambiente. Una caratteristica particolare e diciamo unica di Olympia Splendid per questa macchina è la reversibilità. Cioè questa macchina può essere appunto installata, come abbiamo detto, a parete alta e perciò sopraporta nella posizione alta delle pareti, ma può essere anche installata ruotando di 180 gradi la macchina a parete bassa, perciò la classica installazione di un fan coil, di un venticonvettore tradizionale. E questo è possibile perché la macchina è già dotata di una doppia bacinella raccolta condensa e basta poi sufficientemente premere 2 tasti sul comando a bordo macchina per ruotare di 180 gradi anche i digit presenti sul comando a bordo, e perciò io ho questa diciamo flessibilità di installazione per poter installare la macchina o a parete alta o a parete bassa.
Questa macchina è disponibile in solamente 3 taglie, la 400, la 600 e la 800. Abbiamo potenze in questo caso che vanno da circa 1 kW per arrivare fino a 1,82 kW con la taglia più grande, e naturalmente abbiamo anche qua appunto la larghezza della macchina varia in base appunto alla taglia della relativa macchina. Partiamo dai 90 cm della taglia 400 e arriviamo ai 130 cm della taglia 800. E naturalmente diciamo sia il B2A che il B2 Wall sono macchine, come abbiamo detto e come appunto avete visto, che hanno un design, un'estetica molto, molto simile, perché appunto sono soluzioni che si sposano per essere installate anche appunto insieme, in cui appunto magari se ho necessità di potenze superiori installo il B2 Air in stanze o in ambienti diciamo con metrature più ampie. Se invece appunto ho stanze più ridotte, perciò ho necessità di avere potenze inferiori, posso installare queste macchine, il B2 Wall, però posso ugualmente mantenere una coerenza estetica all'interno della mia abitazione. Se poi andiamo nella versione invece ad incasso, perciò la soluzione è sempre di un venticonvettore o un ventiradiatore ultra slim ad incasso, anche in questo caso le soluzioni di Olympia Splendid, date dalla sua caratteristica dell'ultra slim, sono vantaggiose, perché abbiamo un ingombro veramente ridotto di quello che è la cassaforma, perciò diciamo quell'accessorio da mettere all'interno dello scasso da fare sulla parete, e la profondità che è sufficiente per l'installazione di queste macchine è di soli 14,2 cm di spessore. Perciò appunto io, come anticipato, con questa macchina in soli 14,2 cm posso installare la mia macchina e chiuderla nel frontale con il mio pannello frontale radiante, se nella versione radiante, o come anticipato sempre in precedenza, nelle versioni non radianti io posso scegliere se mettere ugualmente questo pannello di chiusura, o altrimenti chiudere con un cartongesso e lasciare delle griglie solamente di mandata e di aspirazione dell'aria. Perciò diciamo, come dicevo in precedenza, una soluzione veramente diciamo integrata e integrabile all'interno del mio edificio, e appunto con un ingombro veramente ridotto. Anche in questo caso qua, come dicevamo prima, la macchina può essere installata a parete o a soffitto nelle versioni non radianti, e anche in questo caso abbiamo sostanzialmente le 5 potenze delle nostre macchine, con le 5 taglie, la 200, la 400, la 600 e la 800 1000, e appunto potenze che vanno sempre dai 0,82 kW per arrivare fino ai 3,78 kW di potenza. Passiamo, diciamo, dopo aver visto qual era, diciamo, la gamma fino a gennaio 2020 di Olympia Splendid e l'offerta di Olympia Splendid nelle loro versioni di fan coil ultra slim, siamo andati a introdurre nel mercato questa novità del 2020, che è sostanzialmente il fan coil, l'abbiamo rinominato slim. Sostanzialmente, come vi dicevo, Olympia Splendid ha sempre inserito, o meglio sempre è stata orientata al mondo residenziale e nell'e-commerce, nel piccolo commerciale, però con certe sue soluzioni ha cercato di ampliare anche i suoi orizzonti in quelle diciamo, soluzioni in cui si necessitava avere maggiori potenze, per un discorso di avere appunto degli spazi con metrature superiori, e perciò da qui la volontà di introdurre in gamma delle soluzioni che potessero raggiungere delle potenze superiori, e per appunto evadere quelle richieste, quelle esigenze di ambienti commerciali o di ambienti terziari, in cui naturalmente la grandezza degli spazi necessita di potenze superiori, e perciò appunto abbiamo deciso di inserire in gamma questa nuova versione. Abbiamo fatto questo nuovo segmento di mercato denominato Slim, che adesso andremo a vedere insieme. Sostanzialmente, come dicevo, noi eravamo i fondatori e i primi che hanno messo sul mercato il fan coil ultra slim, spessore da 12,9 cm. Sul mercato poi esisteva il classico fan coil standard, che va effettivamente da uno spessore dai 20, 22 fino ai 23 cm di spessore. Con questo nostro nuovo prodotto ci vogliamo inserire in un segmento nuovo, in un segmento intermedio, con appunto da noi dominato slim,
che ha uno spessore diciamo inferiore rispetto ai modelli standard di soli 17,9 cm, ma che però ha delle potenze appunto paragonabili ai modelli standard. Perciò se facciamo un prospetto di quello che è diciamo, la gamma di Olympia Splendid sulla versione Ultra Slim, con le taglie che vi dicevo in precedenza, da 2, 400, 600, 800 e 1000, che vanno dai 0,82 kW fino ai 3,78 kW, questo era diciamo, il segmento che Olympia Splendid copriva fino ad oggi. E con un confronto che sul mercato avevamo appunto i modelli standard che andavano a posizionarsi e ampliavano la loro offerta anche con potenze superiori, e Olympia Splendid ha voluto appunto inserire queste novità, la taglia 1400 e 1600, per ampliare la sua offerta e per andare a prendere anche diciamo, quei cantieri in cui la potenza data dall'ampiezza degli spazi è necessaria. Perciò diciamo, il nuovo Fancoi Slim sarà all'interno diciamo, delle famiglie B2 Air e B2 Naked, perciò sarà sostanzialmente, avrà le stesse caratteristiche, le stesse funzionalità e gli stessi plus delle nostre già dei nostri Fancoi Ultra Slim, del nostro modello, come dicevo, B2 Air, che abbiamo visto in precedenza, e avrà le stesse caratteristiche, le stesse peculiarità anche della versione in calcio. La differenza appunto è che abbiamo uno spessore leggermente superiore, ma potenze notevolmente superiori. Perciò appunto, per riassumere, avremo la nostra versione e la nostra nuova versione di B2 Air Slim, perciò la versione con il mobiletto, con la cassaforma, nella versione 20 radiatore e 20 convettore, con le due relative nuove taglie 1400 e 1600, e anche appunto nella versione ad incasso, la versione naked, avremo sempre entrambe le versioni 20 radiatore e 20 convettori con le nostre nuove due taglie 1400 e 1600. Quali sono le potenze che potranno raggiungere queste nuove taglie, questi nuovi Fancoi all'interno della gamma di Olympia Splendid? Il nuovo Fancoi Slim potrà raggiungere, per quello che riguarda la taglia 1400, 4,3 kW in raffreddamento, fino a 4,3 kW in raffreddamento con acqua dimandata 712, e invece fino a 4,7 kW in riscaldamento con acqua a 45-40. Per quello che riguarda invece la taglia 1600, abbiamo la possibilità di arrivare fino a 4,7 kW in raffreddamento con acqua 712 e in riscaldamento fino a 5,1 kW, sempre con acqua a 45-40. C'è da sottolineare che questo aumento di potenza è beneficiato appunto, oltre anche diciamo, dal fatto di dire che la macchina è leggermente più spessa, però siamo sempre in ingombre molto inferiori rispetto ai competitors, rispetto appunto ai Fancoi tradizionali. Abbiamo anche però da considerare che abbiamo anche un ingombro di larghezza della macchina veramente ridotto, perché comunque le nostre taglie 1400 e 1600 si posizionano all'interno della nostra gamma, hanno una larghezza che si posiziona tra la taglia 800 e la taglia 1000, perciò diciamo con una larghezza inferiore e una leggero spessore superiore possiamo raggiungere potenze notevolmente superiori rispetto a quello che era l'offerta ad oggi di Olympia Splendid, e per questo ci permette di poter entrare anche in quei cantieri, in quei capitolati, in quei progetti in cui appunto per necessità di potenze superiori occorrono appunto delle macchine con prestazioni superiori. Andiamo adesso a vedere nel dettaglio i singoli modelli per questa nuova famiglia di 20 radiatori e 20 convettori Slim. Come dicevo prima, il B2 Air, perciò il nuovo Slim, per quello che riguarda le versioni da mobiletto, da parete con scocca, avrà le stesse caratteristiche della famiglia B2 Air, perciò appunto avrà il comando integrato con il comando touchscreen a bordo macchina, avrà il telecomando per la gestione da remoto, avrà un'unica scocca integrale per facilitare la manutenzione e l'installazione della macchina. È presente in questo caso ma non un flap ma ben due flap per la direzione dell'aria, questo appunto perché essendo naturalmente la macchina leggermente più spessa abbiamo preferito inserire il doppio flap per migliorare ancora di più il flusso in ambiente dell'aria.
e poi naturalmente la macchina avrà appunto la possibilità di essere acquistata nella versione 20 radiatore, perciò con il serpentino radiante, e anche appunto la possibilità di avere anche la versione non radiante. Stessa cosa anche qua, l'installazione anche di queste nuove macchine più potenti possono essere installate a parete bassa, perciò diciamo a pavimento, scusate, con i classici piedini, o altrimenti nella posizione tradizionale a parete, e nelle versioni non radianti anche appunto a soffitto. Per quello che riguarda appunto la versione non radiante, che è appunto il 20 convettore, in questa slide qua, l'unica caratteristica diversa rispetto a quella precedente è appunto data dal fatto di dire che la macchina ha tutti i plus della versione precedente, ma non ha il serpentino radiante, e in più può essere anche installata appunto al soffitto. E stessa cosa l'abbiamo anche per quello che riguarda, diciamo, la nostra famiglia ad incasso, la famiglia B2 Naked. Abbiamo inserito il modello Slim anche in questa famiglia, e anche qui abbiamo nella versione radiante la soluzione appunto con una potenza maggiore, con il serpentino radiante, e in questo caso l'ingombro ridotto. In questo caso naturalmente la macchina, essendo più potente e come anticipato ha uno spessore leggermente superiore, l'ingombro della cassaforma per incassare la macchina è di 21,7 cm di spessore, e anche in questo caso qua, nella versione radiante, la macchina può essere installata solamente a parete, mentre invece nella sua versione diciamo a 20 convettore, non appunto radiante, la macchina può essere installata sia a parete e a soffitto. Anche qua l'ingombro anche della macchina classica 20 convettore è di soli 21,7 cm, e appunto, come dicevo in precedenza, questa macchina si può valutare se utilizzare il pannello di chiusura senza il serpentino radiante ma uguale a quello della versione radiante, o invece appunto optare per un inserimento in un controsoffitto o una chiusura frontale con del cartongesso e le griglie per l'aspirazione e la mandata dell'aria. Perciò, diciamo, per riassumere, per concludere anche il mio intervento di questa sera, la gamma di Olympia Splendid si amplia, abbiamo inserito un nuovo segmento di mercato, eravamo riconosciuti sul mercato per quello che era il fancoil Ultra Slim, il fancoil in 12,9 cm di spessore, dedicato al mondo residenziale. Oggi in gamma abbiamo inserito anche, diciamo, il nuovo segmento Slim, perciò l'offerta di Olympia Splendid si amplia, entra anche nel mondo, diciamo, dedicato al commerciale, al terziario, con questi nuovi modelli di fancoil che hanno le stesse caratteristiche, gli stessi plus della versione Slim, perché abbiamo appunto, come anticipato, la cura del dettaglio a livello di design, a livello di estetica del prodotto, la cura del dettaglio a livello di emissione dell'aria con i flap motorizzati, abbiamo la cura del dettaglio per quello che riguarda il comando a bordo macchina, il comando integrato touch a bordo macchina, però abbiamo appunto potenze superiori per poter andare a dare una risposta a quelle soluzioni che necessitano di avere appunto delle potenze superiori, perché appunto lo spazio in cui devono andare a lavorare sono degli spazi più ampi. Io con questo... Fermati un attimo, sì, su questa slide, che magari facciamo un giro di domande, ce ne sono moltissime, confidiamo di riuscire a dare risposta a molti, non so se a tutti, eventualmente poi chiederemo la disponibilità vostra magari a rispondere privatamente se non riuscissimo a dare risposta alle tanti quesiti che ci sono arrivati, però direi anche per chiarire alcune cose, la gamma che hai presentato è molto vasta, fra l'altro hai presentato anche queste novità, quest'anno non c'è stato l'MCE, quindi grazie anche della presentazione di queste novità che ovviamente, mancando la fiera principale del settore, non avete potuto presentare, insomma, in quell'occasione. E in questa gamma così ampia, ci chiede qualcuno, ci sono anche cioè per ambienti tipo ad esempio i bagni, in cui magari c'è a volte necessità di una temperatura più alta, avete delle soluzioni dedicate oppure integrabili? Qualcuno ci chiede anche con scaldaserviette o similari, cose di questo. Allora, diciamo che i nostri fancoil vengono, diciamo, installati anche, ci è capitato ancora dei cantieri in cui abbiamo installato le nostre macchine all'interno di bagni. Naturalmente non abbiamo macchine specifiche dedicate per il bagno, non abbiamo macchine appunto ad alta temperatura,
per appunto la soluzione bagno, però diciamo la possibilità di installare la nostra macchina all'interno del bagno è fattibile. Bisogna capire un po' a livello di comfort, se diciamo il comfort all'interno del bagno, della movimentazione dell'aria, è un comfort accettabile da parte, diciamo, del cliente, da parte dell'utente. Comunque noi abbiamo avuto abbastanza cantieri in cui le nostre macchine erano installate sia, diciamo, negli ambienti tradizionali, soggiorno, cucina e camere da letto, ma anche appunto nei bagni. Allora, chiamo eventualmente in causa anche Davide, che so che tra poco ci presenterà proprio anche un interessante studio comparativo fra una soluzione con questo tipo di macchine e invece un sistema radiante a pavimento. Ci chiedono quale tipo di posizionamento garantisce la miglior resa, cioè ci sono differenze significative nel comfort, nella resa della soluzione a seconda del posizionamento della macchina? Beh, allora, diciamo che ci sono da fare... Se possiamo dare diciamo, Certo. una spiegazione generale, poi è ovvio che avete una gamma ampia che è studiata per moltissimi tipi di soluzione, ma Sì, diciamo per orientarci, ecco. Sì, che il tema della posizione, quindi della scelta della tipologia del fan coil e della sua posizione di installazione riguarda tanti fattori che ovviamente richiedono una progettazione, comunque un'attenta valutazione in fase di progetto dell'edificio. Le varie soluzioni permettono di incassare, di installare a soffitto, di installare mobiletti a vista, quindi diciamo riusciamo a risolvere un po' tutti, se pensati fin dall'inizio, diciamo, i casi che si possono presentare sui cantieri. Fondamentale, oltre alla potenza del terminale, questo è valido soprattutto su edifici non particolarmente isolati. Quando parliamo di edifici invece particolarmente isolati, come dicevamo già, le strutture vanno ad eliminare quegli angoli, quelle esposizioni, quel diciamo discomfort che magari si va vicino alle vetrate, perché oggi le vetrate hanno prestazioni veramente elevate, quindi la posizione della macchina diventa un pochino meno importante oggi sugli edifici a basso consumo. Tanto che in alcuni casi qualche termotecnico opta anche per il riscaldamento con il B2 wall, quindi con macchine a soffitto che storicamente su edifici non isolati, ovviamente a causa della stratificazione dell'aria calda durante la condizione invernale, durante il funzionamento invernale, tendeva a dare delle situazioni di magari comfort non ottimale. Oggi con edifici molto isolati si può pensare di scaldare anche dall'alto senza creare grandi situazioni di discomfort, anzi con un comfort direi visto su alcuni cantieri più che accettabile. Diciamo che la tendenza è che quando il fan coil viene usato per riscaldamento è ovviamente preferibile utilizzare versioni a pavimento, comunque a parete bassa, proprio per destratificare comunque in ogni caso il più possibile la temperatura. E poi bisogna fare anche una valutazione sulla portata d'aria, quindi si chiama capacità diciamo, sul lavaggio che la portata d'aria del fan coil è in grado di fare all'interno dell'ambiente, e per ambienti molto grandi anche lì valutare la possibilità magari invece di avere fan coil molto potenti, magari questo soprattutto nel residenziale, penso a una zona giorno magari particolarmente ampia, piuttosto magari sdoppiare le macchine, fare macchine di taglia più piccola ma magari in numero maggiore. Ecco, sono un po' le regole diciamo, di scelta tradizionale dei fan coil. Qui con la funzione radiante, una delle cose importanti è tenere conto che se dimensionati ad esempio col funzionamento invernale alla velocità minima, soprattutto all'interno di edifici coibentati, quello che succede è che per buona parte del tempo la macchina funzionerà poi in funzionamento statico o comunque oscillando tra la velocità minima e lo statico per il mantenimento della temperatura, quindi anche con rumorosità molto basse e comfort molto, molto diciamo, accentuato. Ci puoi dare anche qualche indicazione in generale anche per ambienti in cui l'altezza sia rilevante? Negli edifici residenziali magari moderni non c'è tanto forse solitamente questo problema, a meno di doppie altezze o quant'altro, però in interventi magari su edilizia storica o edifici meno recenti troviamo anche ambienti con altezza elevata, insomma non i classici 2,70, 3 metri, ecco. Sì, lì chiaramente lì bisogna prestare molta attenzione nella scelta dei terminali,
Normalmente quando si parla di edifici di questo tipo, se appunto sono edifici storici, difficilmente sono coibentati, quindi magari distribuire più macchine se abbiamo degli ambienti grandi, proprio per cercare di uniformare il più possibile la temperatura all'interno di un ambiente grande. Il fatto che ci sia un'altezza magari superiore ai 3 metri, 3 metri e mezzo, quindi che favorisce la stratificazione, suggerisce di usare terminali posti a pavimento, proprio per cercare di, essendo l'aspirazione dal basso, per cercare di richiamare l'aria dal basso diciamo, della stanza e quindi cioè, tendere a stratificare il meno possibile. Eviterei fan coil a parete alta per la fase riscaldamento, ovviamente. Altra caratteristica diciamo, peculiare delle nostre macchine è proprio in un caso di quel tipo suggerirei l'utilizzo di un ventil radiatore al posto di un ventil convettore, proprio perché la componente radiante ovviamente non risente della stratificazione dell'aria, essendo diciamo, un metodo di riscaldamento a vista, diciamo, quindi per irraggiamento, e quindi sicuramente la componente radiante della macchina aiuta ad ottimizzare il comfort anche in quei casi lì. Quindi mi sentirei di suggerire dei fan coil a pavimento di tipo radiante, quindi dei ventil radiatori. Negli interventi di retrofit ci chiedono, queste soluzioni possono essere consigliate? E in quel caso, non so, possiamo utilizzare anche, non so, le tubazioni coibentate sul controsoffitto, si possono integrare, altre domande, ti raggruppo alcune questioni, con impianti esistenti, anche con caldaia, quindi integrare queste soluzioni o meno? Sì, queste macchine possono funzionare per i modelli a pavimento fino a 80 gradi di mandata, cioè possono funzionare comunque con temperature tradizionali, diciamo in fase riscaldamento degli impianti a radiatori, soprattutto nelle versioni completamente metalliche, parlo ad esempio del B2 Plus, non abbiamo nessuna parte in plastica, quindi a maggior ragione la macchina è ancora più resistente anche alle alte temperature. Per la fase di riscaldamento quindi nessun problema, anzi come dicevo prima la potenza specifica, cioè la potenza rispetto al volume del terminale è maggiore rispetto a quella di un radiatore, quindi sostituire un radiatore con un fan coil normalmente non richiede un aumento delle dimensioni, ovviamente gli attacchi di un radiatore possono essere diversi da quelli di un fan coil anche significativamente, quindi un minimo di opere edili con fan coil di questo tipo è necessario. In retrofit un po' più spinti, dove magari si rifà la rete di distribuzione, ovviamente tranquillamente si può lavorare con molta libertà a soffitto piuttosto che facendo delle tracce a pavimento, incollando un pavimento nuovo sul pavimento esistente. In quel caso, facendo degli impianti, delle reti coibentate, si può tranquillamente far lavorare le macchine anche in raffrescamento. Ovviamente attenzione sempre al fatto che bisogna portare via anche la condensa. Per qualsiasi macchina che fa raffrescamento deve portare via anche della condensa, quindi bisognerà pensare anche ovviamente a quell'aspetto. Allora, sinteticamente anche ci chiedono un chiarimento. Le macchine vanno dimensionate preferibilmente, ci chiedono, con il dato della potenza o si deve tener conto più della portata d'aria in proporzione al volume della stanza? Allora, storicamente il dimensionamento di un terminale di questo tipo, ma in generale di un fan coil, di un ventilconvettore, all'interno di un ambiente poco coibentato, è opportuno che venga fatto tenendo conto di entrambe le cose. Quindi sicuramente la potenza, che ovviamente deve essere sufficiente, quindi quella deve assolutamente essere verificata, ma contestualmente bisogna vedere anche il lavaggio della stanza, e questo riguarda sia la portata della macchina sia le posizioni scelte per i fan coil, per non creare delle zone dove l'aria difficilmente venga ricambiata, questo per un miglior comfort, per una miglior uniformità di temperatura. E normalmente si richiede che ci sia un lavaggio, ci sono varie teorie però, che varia tra le 3 e le 5 volte più o meno i volumi ora diciamo il volume della stanza. Quindi una stanza da 100 metri cubi, per essere uniformemente raffrescata e riscaldata in un edificio poco isolato, è opportuno che abbia una macchina che faccia almeno tra i 300 e i 500 volumi ora. Quindi quella è una seconda condizione dopo la potenza da andare a valutare, magari a verificare.
all'interno di edifici molto isolati questo diventa un pochino meno importante, perché proprio, come dicevo, l'alta temperatura, o meglio diciamo la temperatura già confortevole che c'è sulle superfici ben coibentate dell'involucro, aiuta diciamo, a rendere meno necessario questa alta portata di lavaggio della stanza, proprio perché le temperature tendono ad essere più uniformi, soprattutto il riscaldamento. Il raffrescamento, quando abbiamo dei carichi interni come numerose persone o quant'altro, è sempre bene garantire anche il lavaggio opportuno della stanza, perché c'è un discorso di carichi interni che quindi è meno legato alla struttura dell'edificio, più proprio all'utilizzazione, cioè all'utilizzo dell'edificio. Ci sono alcune domande che riguardano invece la manutenzione. C'è necessità di manutenzione di che tipo? Nel senso, un ricambio dei filtri, pulizia della polvere, c'è una cadenza per la manutenzione? E se sì, la può fare anche l'utente? Sì, allora la manutenzione di base riguarda proprio la pulizia del filtro, che in tutti i nostri modelli è, diciamo, asportabile senza l'utilizzo diciamo, di utensili. Viene sfilato semplicemente dalle griglie imposte in basso del fan coil, piuttosto che dal sotto del fan coil, diciamo così, senza necessità appunto di utensili. Il filtro può essere lavato tranquillamente dall'utente, sul manuale di istruzioni vengono spiegate le operazioni da fare. È un filtro comunque resistente, non è un filtro diciamo costituito da un panno o comunque da un materiale che si degrada, quindi diciamo che è pressoché, cioè, estremamente durevole, ecco, non c'è bisogno di sostituire il filtro, basta pulirlo. La pulizia interna al fan coil invece quella è opportuna, magari con una cadenza diciamo invece più dilatata nel tempo. La normalità è che nessuno difficilmente fa manutenzione su queste macchine, le nostre, ma di qualsiasi altro produttore. È opportuno invece magari dal proprio installatore o da qualche ditta specializzata, tipo i nostri centri assistenza, organizzare a distanza di qualche anno una pulizia di quello che è la batteria di scambio termico interna e la bacinella di condensa, che sono ovviamente dei luoghi in cui si può fermare della polvere, si può fermare dello sporco. Poi questo dipende ovviamente anche dal grado, diciamo, di pulizia dell'ambiente in cui operano. Quello è opportuno, è un'operazione che viene fatta diciamo, da un installatore o comunque da un centro assistenza. Ci si può accordare, diciamo, per fare questo tipo di manutenzione, che è una manutenzione comunque molto più semplice rispetto a degli impianti ad aria, dove ho delle canalizzazioni che sono molto più complesse invece da andare a pulire, e molto più anche onerose dal punto di vista del tempo per garantire la pulizia. Certo. Qualcuno ci chiede se poi anche a riassumere brevissimamente il totale, cioè delle condutture che bisogna predisporre, sia per l'alimentazione che per lo scarico, ci chiedono. Sì, allora questo dal punto di vista idraulico è molto semplice, esclusa la versione a 4 tubi, che richiede, come dice il nome stesso, 2 tubi per il riscaldamento, 2 per il raffrescamento. Tutte le altre versioni hanno semplicemente bisogno della mandata dell'acqua calda o fredda, insomma, diciamo dell'acqua che arriva dalla centrale termica, e il tubo di ritorno. Lo scarico condensa, qualora le macchine facciano raffrescamento, o comunque è sempre bene prevederlo, visto che tutte le nostre macchine sono predisposte, cioè possono fare anche raffrescamento, e qualora gli si porti acqua fredda ovviamente. E dal punto di vista elettrico invece la cosa dipende molto dalla soluzione di controllo che si vuole andare ad attuare. Di base bisogna portare l'alimentazione elettrica, e qualora la macchina adotti un comando di bordo, non c'è nessun altro, diciamo, teoricamente potrebbe essere sufficiente così. Se invece si utilizzano dei contatti aggiuntivi o dei comandi esterni come sistemi domotici o comandi a muro, ci vogliono invece dei corrugati dedicati per portare i cavi di segnale, che non possono mai essere per buona norma messi insieme ai cavi di tensione, quindi di alimentazione del fan coil, perché se ne sporcherebbe il segnale e quindi non funzionerebbero correttamente. Questo è in generale, in modo molto riassuntivo. Poi siamo disponibili a affrontare caso per caso con le mail che vi lasceremo alla fine, insomma. Certo. Ultima domanda per questa tranche, poi ne riserviamo ancora qualcuna alla fine eventualmente. Sinteticamente, se ci sono necessità di contabilizzazione, possiamo integrare, cioè risolverle?
Allora, i fan coil sono dei terminali diversi dai radiatori, quindi Certo. diciamo tendenzialmente non sono diciamo, abbinabili alla contabilizzazione di tipo indiretto, quindi quei sistemi di contabilizzazione, i contabilizzatori appositamente studiati per i radiatori, se non in casi molto particolari che però non credo sia qui adesso diciamo magari il luogo per entrare in questo dettaglio, possono essere tranquillamente invece montati su tutti quegli impianti anche centralizzati che hanno contabilizzazione a livello d'appartamento, quindi come si dice diciamo dal punto di vista tecnico una distribuzione di tipo orizzontale, quindi con delle colonne montanti che dalla centrale termica salgono normalmente nei vani scala e c'è uno stacco idraulico per ogni appartamento. Lì normalmente si trova il contabilizzatore di calore che fa capo al singolo appartamento ed è quello che contabilizza l'energia complessiva assorbita dall'appartamento. A quel punto diviene assolutamente diciamo, trascurabile l'avere all'interno dell'appartamento un radiatore piuttosto che un ventilconvettore, poiché appunto il contabilizzatore di calore lui conta l'energia che entra a livello di appartamento, quindi può tranquillamente essere installato anche solo un fan coil o più di un fan coil all'interno dell'appartamento, che questo viene correttamente contabilizzato. Poi i casi sono comunque sempre da affrontare con l'amministratore di condominio ovviamente e i manutentori dell'impianto a livello condominiale per vedere che non ci siano particolarità, però in generale questa è la condizione, ecco, diciamo così. Allora, vediamo magari questa cosa che era piuttosto interessante, questo studio comparativo anche che ci avevi riservato alla fine, così poi le ulteriori domande le facciamo al termine, insomma. Okay? Quindi questo appunto è la parte conclusiva diciamo del webinar di oggi. È uno studio che l'azienda ha commissionato e che abbiamo sviluppato insieme all'ingegner Filippo Busato, che è l'attuale presidente ICAR, quindi una figura diciamo di spicco, oltre che diciamo un tecnico che con la sua libera professione opera proprio nel settore energetico e impiantistico e diciamo che in questo studio comparativo diciamo, l'obiettivo di questo studio è stato proprio quello di confrontare un impianto in pompa di calore con come terminali dei ventilconvettori, nello specifico dei ventilradiatori, rispetto al sistema a pavimento radiante. Gli obiettivi quindi erano quelli di andare a rispondere sostanzialmente a queste due domande, cioè se nell'edilizia a basso consumo tra ventilconvettore e impianto radiante, quale dei due risulta più vantaggioso in termini di comfort, di costi e di efficienza energetica. Il secondo obiettivo, che però non tratteremo oggi, è quello se appunto è necessario utilizzare pompe di calore differenti, appositamente studiate e strutturate al variare della zona climatica. Per questa seconda risposta vi invito nelle prossime settimane diciamo, a visitare il nostro sito o le riviste di settore nelle quali appunto verrà pubblicato poi l'intero studio che abbiamo commissionato. Oggi cercheremo di dare qualche risposta, seppur diciamo in un tempo molto ristretto, alla prima domanda. Lo studio comparativo quindi ha fatto sì che, diciamo che identificassimo proprio un caso studio, quindi un'abitazione residenziale, un edificio diciamo reale, di un'abitazione residenziale distribuita su 2 piani per un totale di 170 metri quadrati. Abbiamo ipotizzato di simulare all'interno di questo edificio 2 tipologie di distribuzione, appunto un sistema radiante a pavimento tradizionale con un massetto quindi in sabbia cemento tradizionale da 4 cm e mezzo sopra tubo, che si occupasse anche ovviamente, per confrontarlo col ventilconvettore, del raffrescamento e quindi che fosse dotato anche di deumidificatori, classici deumidificatori da pavimento radiante, quindi che vanno a cedere il calore alla stessa acqua con cui si serve il pannello radiante. E come secondo sistema appunto dei ventilradiatori B2 Ultra Slim, come vi ha appunto poi illustrato Gazzaroli, il collega Gazzaroli. In centrale termica una pompa di calore con una resistenza elettrica di integrazione per, diciamo così, andare a tagliare i picchi di potenza richiesti durante le condizioni rigide invernali.
e questo si è simulato all'interno di 3 climi differenti. Si sono scelte 3 località italiane, la prima può incuriosire un po' perché non è di certo uno dei comuni più importanti d'Italia, almeno come dimensione, che è Courmayeur in Alta Val d'Aosta, proprio perché queste 3 località ricadevano all'interno dei 3 climi europei. Olympia Splendid, come abbiamo detto, opera in tutto il mondo, in particolare lo fa in Europa, con i suoi prodotti professional, è presente in modo capillare in tutta Europa, e quindi ci interessava andare a valutare proprio le 3 località le 3 diciamo, aree climatiche suddivise e definite dalla normativa europea. Courmayeur è una delle poche località italiane che ricade nel clima cold, che è quello tipico dei paesi nordici. Torino ricade nel clima average, quello diciamo caratteristico del centro Europa, e Napoli nel clima invece warm, che è la parte rappresentativa del sud Europa. Le 3 località, per quanto riguarda la normativa italiana, DPR 412 del 93, sono nelle zone climatiche F per Courmayeur e Torino e C Napoli. A questo punto siamo andati, diciamo, andiamo meglio a vedere un po' più nel dettaglio quali sono le caratteristiche climatiche di queste 3 località. A Courmayeur abbiamo una temperatura di progetto di -20, quindi estremamente rigida, dei gradi giorno pari a 3.926 e gradi giorno invernali, e dei gradi giorno estivi che sono diciamo, l'equivalenza dei gradi giorno invernali, per quanto non sono normati, diciamo, ma vengono riconosciuti a livello internazionale come un indice che va a rappresentare qual è la gravosità della stagione estiva, che nel caso di Courmayeur sono 103 gradi giorno, quindi molto bassi, anche guardandoli rispetto ai gradi giorno invernali. A Torino la temperatura di progetto è di -10 gradi e i gradi giorno sono pari a 1821, quindi meno della metà di Courmayeur, mentre i gradi giorno estivi sono 956, quindi 10 volte in più di Courmayeur. Questo ci dà l'idea come a Torino la stagione estiva diventi assolutamente significativa. A Napoli la temperatura di progetto è 0 gradi, 1185 gradi giorno invernali, 1322 quelli estivi, quindi ancora più importante la stagione estiva, vedremo che poi addirittura è ben più gravosa della stagione invernale dal punto di vista dei consumi. A questo punto abbiamo, tenendo fissa la geometria dell'edificio diciamo, preso per il caso studio, siamo andati a ipotizzare i gradi di coibentazione di questo edificio seguendo quelli che sono i livelli di trasmittanza per l'edificio di riferimento per il 2019-2021. Quindi a Courmayeur abbiamo un edificio estremamente isolato. Queste sono le trasmittanze richieste appunto dalla normativa per l'edificio di riferimento. A Torino invece avremo un edificio con un grado di coibentazione inferiore rispetto a Courmayeur, poiché i limiti per la fascia climatica E sono meno, diciamo, stringenti rispetto a quelli per la fascia climatica F, e a Napoli un grado di isolamento ancora inferiore. Abbiamo scelto di differenziare il grado di coibentazione dell'involucro nelle 3 località proprio perché questo è più rappresentativo della realtà. Difficilmente un edificio coibentato come richiesto per Courmayeur verrà realizzato a Napoli, a meno di scelte appunto specifiche del committente, qualora diciamo, desideri un edificio con un grado di coibentazione così elevato. A questo punto siamo andati a modellizzare l'edificio e il suo sistema edificio impianto in tutte e 3 le località e per entrambe le condizioni, diciamo entrambe le tipologie di terminali di impianto. A questo punto qui non riusciremo a entrare nel dettaglio dei risultati, vediamo solo i risultati complessivi. Si vede come a Courmayeur il fabbisogno elettrico per il riscaldamento e il raffrescamento di un intero anno per l'edificio preso in considerazione è di 5.462 kWh nel caso del pavimento radiante e di 6.400 nel caso dei ventili radiatori, quindi un valore superiore per i ventili radiatori che risultano essere, dal punto di vista energetico, l'impianto risulta essere meno efficiente. Questo lo vediamo perché a Courmayeur è la stagione invernale che la fa da padrone e nella stagione invernale un pavimento radiante funzionerà a 35 gradi di mandata, mentre un ventile radiatore non potrà che funzionare a una temperatura pari o superiore ai 40 gradi di mandata. A questo punto quindi la pompa di calore è più efficiente
diciamo, con un funzionamento a pavimento radiante e quindi un maggior consumo di energia per il ventilradiatore. D'estate, dove il consumo di energia è sostanzialmente irrisorio per Courmayeur, vediamo però che la situazione si inverte, cioè c'è un minor consumo di energia nel ventilradiatore e questo avviene perché seppur funzioni a 7 gradi di mandata, e quindi la pompa di calore abbia un'efficienza inferiore al pavimento radiante, che invece d'estate si può permettere temperature superiori, abbiamo considerato 15 gradi di mandata, perché questi 15 gradi vanno a servire anche ai deumidificatori. I deumidificatori hanno al loro interno un circuito frigorifero per poter deumidificare e il consumo elettrico di questo circuito frigorifero fa sì che durante l'estate il consumo elettrico totale per raffrescare sia più elevato nel caso del radiante rispetto ai ventilradiatori, quindi i deumidificatori fanno la differenza. Però qui, essendo l'estate poco pesante, diciamo che sul consumo complessivo dell'anno vince, diciamo, il pavimento radiante. A Torino invece la situazione è di sostanziale pareggio, quindi a Torino vediamo che 5.100 sono i kilowattora per il pavimento radiante, 5.270 per i ventilradiatori. Questo succede perché la stagione invernale è meno importante rispetto a Courmayeur e soprattutto la stagione estiva diventa molto più importante anche in rapporto alla stagione invernale e quindi il maggior vantaggio che ho col pavimento radiante d'inverno viene compensato quasi completamente dal maggior vantaggio che ho col ventilradiatore d'estate. A Napoli la situazione addirittura si ribalta. L'estate è più importante dell'inverno e quindi il ventilradiatore consuma meno corrente elettrica, 3.880 kWh, rispetto al pavimento radiante, 4.200. Quindi ci troviamo in una situazione completamente ribaltata. Per poter avere, diciamo, come dicevamo, un confronto più completo, siamo andati a fare anche delle valutazioni economiche, che ovviamente poi è sempre uno degli aspetti che interessa di più sia i costruttori sia gli utenti finali. Qui vediamo il dettaglio per Torino, dopo vedremo i risultati complessivi, facendo un flusso di cassa su 15 anni e andando quindi ad associare all'anno zero i costi iniziali dell'impianto, quindi di realizzazione dell'impianto, troviamo che un impianto a pavimento radiante costa circa 7.000 euro in più, 34.000 contro 27.000 rispetto all'impianto a ventilradiatori. Quindi il ventilradiatore parte con un vantaggio di 7.000 euro. Ogni anno poi, in base ai consumi energetici prima calcolati, siamo andati a calcolare il costo dell'energia elettrica per riscaldare e per raffrescare, che vediamo è leggermente superiore, come avevamo detto a Torino, nel caso del ventilradiatore. Alla fine, facendo i totali di quanto ha esborsato il cliente dall'anno 0 all'anno 15, con un flusso di cassa semplice, inflazione prodotti energetici al 5% e prezzo dell'energia elettrica 22 centesimi al kilowattora, vediamo che il vantaggio del pavimento radiante si è solamente ridotto di 1.000 euro, quindi sui 7.000 euro di vantaggio ci restano ancora circa 6.000 euro di vantaggio a favore del pavimento radiante. Anche facendo un flusso di cassa di tipo attualizzato cambiano i valori assoluti, ma le differenze restano sostanzialmente le stesse. A questo punto in questa slide vi riassumo i risultati di tutte e tre le località, nei due casi, e vediamo che partendo da Courmayeur, dove il costo, diciamo, dal punto di vista del costo iniziale di investimento, anche qui abbiamo circa 7.000 euro che valgono un 19% a favore dei ventilradiatori. Come costi di esercizio abbiamo visto che l'energia per il ventilradiatore è maggiore rispetto al pavimento radiante in un clima freddo come quello di Courmayeur nell'arco dell'anno e quindi il ventilradiatore perde un 18%, cioè costa un 18% in più durante l'esercizio. Alla fine, vedendo i risultati complessivi, comunque il vantaggio che il ventilradiatore aveva all'inizio viene parzialmente, seppur in piccola parte, mantenuto anche nel flusso di cassa complessivo di costo di investimento e costo di esercizio, circa un 3%. Quindi comunque risulta essere economicamente più vantaggioso ancora il ventilradiatore. A Torino vediamo che, come avevamo già visto nel dettaglio, il 20% è il vantaggio del ventilradiatore all'anno zero, quindi costo di investimento. Costo di esercizio ci costa il ventilradiatore circa un 3% in più, quindi una leggera differenza tra i due, e come avevamo visto circa 6.000 euro è il vantaggio che mantiene il ventilradiatore che in percentuale è un 10%.
A Napoli quello che succede è che il ventilradiatore, oltre ad essere più vantaggioso come costi di esercizio, come costi di investimento, lo è anche come costo di esercizio durante i 15 anni. Risparmiamo circa un 8% perché è la stagione estiva che mi permette, è più importante rispetto alla stagione invernale, e quindi mi permette di avere un vantaggio anche energetico con il ventilradiatore. A questo punto, nel costo complessivo sull'arco dei 15 anni abbiamo un vantaggio del 16%, quindi un grosso vantaggio nel caso del ventilradiatore. Mi sono dimenticato di osservare che questa differenza di costo è sostanzialmente legata al costo dei deumidificatori, che quindi sono una discriminante nel caso estivo dal punto di vista energetico. Abbiamo visto che rendono meno efficiente l'impianto radiante in climatizzazione estiva rispetto al ventilradiatore, lo sono anche come costo iniziale. Questi 7.000 euro per buona parte sono il costo dei deumidificatori. A questo punto possiamo concludere che i ventilradiatori e i ventilconvettori ultra slim e slim, come vi ha mostrato anche il collega Gazzaroli, sono assolutamente in linea con le esigenze della nuova edilizia, e abbiamo visto anche proprio grazie a come sono cambiati gli involucri che quindi questi terminali sono assolutamente adeguati a garantire il comfort. Nell'insieme il comfort ottenuto con i ventilradiatori, eccolo qui, è almeno pari a quello ottenuto con un sistema radiante a pavimento, l'abbiamo già spiegato. E infine la soluzione con pompa di calore e ventilradiatori nel suo complesso, quindi consideriamo sia il costo iniziale sia il costo di esercizio, abbiamo visto dall'ultima tabella, è sempre più vantaggiosa dell'impianto radiante. E questo possiamo ragionevolmente dirlo per quanto il caso studio ovviamente abbia preso un edificio ad esempio, ma quindi un edificio abbastanza rappresentativo delle condizioni dell'edilizia di oggi, è valido su tutti e tre i climi europei, quindi possiamo dire anche non solo su tutta Italia, ma addirittura in un panorama più ampio che è quello europeo. Io con questo ho terminato la presentazione, quindi se... Sì, diciamo che ci sono tutta una serie di domande, non credo che riusciremo probabilmente a dare proprio risposta a tutti, mi scuso, ma veramente siete già numerosi oggi e le domande sono molte, abbiamo dato risposta alla maggior parte, credo ci sia la tua disponibilità e gli altri tecnici di Olimpia, se Alberto è ancora collegato può rientrare in video. E quindi eventualmente vedo in questa slide l'indirizzo che immagino sia quello per eventuale supporto o sulle questioni più puntuali che alcuni magari oggi hanno sollevato e cui forse è difficile dare risposta oggi. Confermami Davide e anche tu Alberto, se voi siete disponibili anche in questo periodo come azienda di lockdown, che alcune aziende hanno ovviamente delle problematiche di gestione anche, non so voi adesso. No, possiamo assolutamente rispondere ai quesiti, quindi siamo comunque attivi, seppur in parte in smart working, in parte presenti in azienda, riusciamo comunque a sopperire a quelle che sono le richieste, le domande senza particolari problemi. Questa è la mail che leggiamo noi, quindi potete tranquillamente scrivere e vi risponderemo poi puntualmente sulle vostre richieste. D'accordo, invito quindi i partecipanti che avessero quesiti ulteriori o quelli a cui non siamo riusciti a dare risposta oggi a tenere presente la mail indicata. Allora, hai chiuso il caso proprio illustrando anche, forse già dando risposta ad alcuni che ci avevano sollevato, nel senso c'era un conteggio economico, diceva mancava forse una comparazione del comfort, ma lo avevi già sottolineato prima e credo l'hai detto, il comfort garantito dalle vostre esperienze, da altri studi e resto, quello tra pavimento radiante e ventilradiatore in questo caso, l'hai detto, è già pari come livello di comfort, almeno pari. Sì, assolutamente, perché come spiegavamo all'inizio, involucri coibentati, qui siamo ovviamente concentrati su quel tipo di edilizia che sarà quella che, oltre ad accompagnarci da qualche anno nel nuovo, ci accompagnerà sempre di più nel tempo. Pensiamo solo agli obiettivi della nuova normativa energetica europea, della nuova direttiva energetica europea che è stata recentemente recepita
che chiede una decarbonizzazione totale, quindi un intervento massivo su quello che è l'esistente, oltre che il nuovo e ristrutturato. Quindi la prospettiva dei prossimi anni, lo dicevo all'inizio, è certamente quella di creare impianti per involucri che saranno sempre più coibentati, almeno dove è possibile farlo, ma sicuramente la tendenza è quella. In involucri appunto coibentati abbiamo visto la temperatura media radiante delle superfici che ci circondano è già elevata grazie alla coibentazione dell'edificio, pertanto diventa assolutamente diciamo trascurabile quel diciamo quid, quel vantaggio di comfort che forniva un pavimento radiante in un edificio mediamente o scarsamente isolato, proprio perché la temperatura media radiante è già mantenuta elevata dalla coibentazione dell'edificio, e quindi sono più che sufficienti degli impianti ad aria, anzi che hanno il grosso vantaggio di un'inerzia molto molto bassa, e quindi che permette di, diciamo, di avere una risposta rapida sia in avviamento sia in chiusura diciamo, dell'emissione di riscaldamento, che abbiamo visto altrimenti potrebbe essere rischiosa. Anche pavimenti radianti, ad esempio, questo lo dimostra l'evoluzione che hanno avuto i pavimenti radianti, sono diventati sempre più a ridotto spessore, e anche, se l'avete notato, i produttori di pavimenti radianti non associano più il basso spessore solamente alla ristrutturazione, quindi dove magari si avevano scarsi spessori, ma lo associano sempre di più anche al termine appunto bassa inerzia, proprio per andare a compensare questo effetto di eccessiva inerzia che avverrebbe con impianti a pavimento tradizionali all'interno di edifici a basso consumo. Quindi la Sempre in tecnologia termini comunque di sta evolvendo lì. Sempre in termini di comfort, ci chiedono come si garantisce, cioè è garantita un'uniformità di temperatura negli ambienti con i ventili convettori? Nel senso, qualcuno pensa magari che il flusso d'aria possa essere indirizzato su determinate direzioni, quindi non avere un'uniformità all'interno dell'ambiente. Immagino Allora, sia questo il dubbio, se interpreto bene le certo. domande. Certo, diciamo che ancora una volta dipende molto da come è fatto l'involucro. La progettazione è essenziale, soprattutto per garantire il comfort dove vi sono superfici vetrate particolarmente ampie, carichi localizzati, quindi situazioni un po' particolari che magari sono legate a dell'edilizia di tipo moderno, o comunque dove vi sono verande, superfici vetrate molto alte, o diciamo a condizioni in cui c'è uno scarso isolamento dell'edificio, che quindi diventa più importante diciamo la localizzazione e la numerosità dei corpi scaldanti, proprio per cercare di uniformare in tutta la superficie della stanza, dell'appartamento, dell'edificio la temperatura. Come già dicevo, in un edificio molto isolato, all'interno della stessa stanza, la garanzia che la temperatura sia uniformemente distribuita, anche qui diciamo fortemente legato alla coibentazione dell'involucro. Ce lo insegnano appunto gli edifici a basso consumo, che nelle loro concezioni più moderne normalmente sono scaldati e raffrescati, ma sono più che altro scaldati, se questo è il dubbio, credo, da impianti ad aria, siano essi ventilconvettori o aggregati compatti o ventilconvettori a soffitto con bocchette che mandano stanza per stanza. Queste soluzioni dimostrano che comunque l'uniformità di temperatura è garantita sostanzialmente soprattutto diciamo già dalla struttura dell'involucro coibentato. Quindi ancora una volta credo che questa sia un po' la discriminante, e una buona progettazione, scelta del terminale della dimensione giusta e numero di terminali giusti ben distribuiti nell'ambiente, aiutano a compensare eventuali dubbi anche su edifici meno isolati. Una domanda che c'era già da un po', ci chiedono, Olympia Splendid, quale tipologia di sistema di controllo propone per la gestione degli diversi sistemi? Sì, magari posso accennare qualcosa, poi magari anche Alberto può, diciamo, magari aggiungere qualcosa se non sono completo in questo. Se qualcuno ce lo chiede perché aveva esperienze di progettazione di impianti con altre soluzioni, da quello che capisco, e aveva trovato proprio nel sistema di controllo qualche difficoltà, ecco, quindi chiedeva i vostri come funzionano, diciamo, da questo punto di vista.
Sì, allora diciamo che la versione base dei controlli è il comando di bordo, quindi ne abbiamo di diversi tipi, ma fondamentalmente tutti si basano sulla lettura della temperatura con una sonda sulla ripresa del fan coil, e dal comando di bordo l'utente, che sia il comando di bordo o dotato di telecomando che replica le funzioni, diciamo, fisicamente gestibili dal comando di bordo, riesce fondamentalmente a gestire la velocità, la temperatura di set point e quindi a regolare comunque a pieno il ventilconvettore. Vi sono poi possibilità di comandi remoti che possono essere quindi messi a parete in una posizione più consona per la lettura della temperatura di nostra produzione o compatibili, diciamo, di produttori di cronotermostati, che permettono di gestire tutte le funzioni del fan coil e di remotizzare appunto la sonda di lettura dell'aria a altezza uomo, diciamo 1,50 m tendenzialmente, e quindi magari posizionabili anche nella posizione della stanza in cui si ha magari una condizione più sfavorita, magari un po' più vicino a una vetrata, un po' lontano dal fan coil, in modo che la lettura non sia falsata dall'aria mandata dal fan coil, fino poi ad arrivare alla possibilità di comandare i terminali con sistemi domotici o BMS gestibili a contatti puliti con comandi 010 o addirittura in Modbus possiamo distribuire dei protocolli. Abbiamo già una collaborazione con alcuni produttori, Biticino e Comelit nello specifico, che hanno già implementato i nostri protocolli nei loro sistemi domotici, e quindi scegliendo il comando giusto, Biticino poi può fornire la domotica appositamente programmata per gestire, o Comelit per gestire i nostri terminali. Anche altri produttori però siamo assolutamente aperti, perché comunicano in Modbus, possiamo distribuire i protocolli Modbus con cui devono essere programmate le domotiche piuttosto che i sistemi BMS, e a quel punto si può programmare appositamente per gestire i nostri terminali. Quindi assoluta flessibilità. Ci sarà poi una novità che verrà presentata nei prossimi mesi, qui guardo anche il collega, ma non possiamo dare anticipazioni, che permetterà appunto di facilitare ulteriormente la gestione dell'intero impianto, diciamo così. Però vi lasciamo a webinar futuri. Vedo che sorride, quindi diciamo che manterremo la curiosità in attesa. Allora, altra domanda legata proprio alle ultime cose che hai detto, in tema proprio di automazione. Ci chiedono se è possibile anche un'integrazione con standard come il sistema KNX. Allora, sono stati fatti dei cantieri, diciamo che in quei casi chi fornisce il sistema Connex piuttosto che altri sistemi, diciamo, con linguaggi proprietari dei produttori o sistemi diciamo di altro tipo, può fondamentalmente distribuire la propria comunicazione a livello domotico, a livello bus, fino al terminale, quindi portando il suo cavo di segnale fino al terminale, e dotare poi, diciamo, magari posizionandolo in una cassettina elettrica vicino al fan coil, o addirittura in alcuni casi è stato fatto nel fianchetto del fan coil, una schedina che fondamentalmente trasforma il segnale digitale, ad esempio, che arriva in Connex dal BMS, dal sistema domotico, lo traduce in una serie di contatti puliti. Normalmente queste vengono chiamate schede relè, con dei relè programmabili, sostanzialmente trasformano un linguaggio digitale in alcuni contatti puliti. Noi abbiamo poi delle schede che funzionano a contatti puliti, appunto, e quindi associando e abbinando opportunamente il contatto pulito da una parte con quello del fan coil, che arriva dalla domotica, con quello del fan coil, far fare delle azioni al fan coil che fondamentalmente sono controllarne le velocità e accendere e spegnere, diciamo, la macchina in base ai set point e alle temperature lette dalle sonde del sistema Connex. Stiamo lavorando in Connex, quindi c'è l'interfacciabilità con questi sistemi attraverso appunto una conversione da segnale Connex a contatto pulito, che nella maggior parte dei casi è più che sufficiente per gestire il fan coil. Nello studio comparativo che hai mostrato, qualcuno ci chiede se era una comparazione legata alla nuova costruzione o a interventi di ristrutturazione. Tanto per capire, nel senso che in caso di ristrutturazione andrebbero, cioè va capito allora se erano stati messi in conto ad esempio i costi di demolizione, rifacimento della pavimentazione, rifacimento del massetto, eccetera, eccetera, insomma.
costi che ovviamente incidono diversamente a seconda del tipo di impianto, nel senso maggiormente tendenzialmente per quello radiante rispetto a quello... Chiaro. No, in questo caso abbiamo diciamo, ipotizzato di lavorare ad esempio su un edificio al grezzo, quindi con la libertà di fare un impianto come da nuovo. Potrebbe essere il caso di una ristrutturazione pesante piuttosto che di una nuova costruzione, comunque dove viene rifatto tutto, cioè non ci sono pavimenti da salvare, non ci sono massetti aggiuntivi da fare, se non quelli caratteristici proprio di una costruzione, che nel caso del radiante sono anche il massetto per appunto realizzare l'impianto sopra il tubo. Nel caso del fan coil è il tradizionale massetto su cui si incolla il pavimento e che fa da massetto impiantistico per appunto scarichi sanitario e distribuzione elettrica e idraulica. Quindi no, diciamo, non c'è diciamo, una sorta di forzatura per far diciamo, risaltare l'impianto a ventiradiatore, anzi vi inviterò poi a leggere, come vi dicevo, lo studio completo dove ci sono tutti i dettagli. Ci tengo a dire che questo studio l'abbiamo fatto proprio con l'intento di andare a verificare alcune, diciamo, convinzioni magari non calcolate in modo numerico che avevamo già dal mercato e diciamo, dal confronto dei cantieri sui nostri prodotti. Questa cosa è stata fatta appositamente non volendo forzare, perché volevamo avere proprio dei risultati che confortassero alcune nostre convinzioni. Vi dico ad esempio che il pavimento radiante che è stato considerato è un pavimento di tipo tradizionale, che quindi, come vi dicevo, all'interno di un edificio a basso consumo può provocare delle situazioni di discomfort. Giusto sarebbe stato considerare un pavimento radiante a basso spessore, che ha dei costi molto più elevati, quindi i risultati sarebbero andati ancora più a favore del nostro sistema. Invece ci siamo voluti appositamente confrontare con un sistema che oggi è relativamente a basso costo, se si può dire così, nel senso che il costo del radiante tradizionale è sceso molto negli anni. L'altra cosa che si può dire è che in questo confronto abbiamo usato dei ventil radiatori, che sono delle macchine più costose dei ventil convettori. Come vi dicevo, all'interno di un edificio particolarmente isolato, il livello di comfort può essere garantito abbastanza, direi, in modo confrontabile anche con un radiante, anche con un semplice ventil convettore. Il ventil radiatore ci dà dei plus in più che abbiamo visto, e un ventil convettore costa meno di un ventil radiatore, quindi anche questo aspetto ci avrebbe permesso di giocare a favore del nostro sistema. Ecco, abbiamo evitato appositamente queste due forzature che avremmo potuto fare nello studio per far risaltare di più la nostra soluzione, proprio per non avere dubbi che fosse così. Quindi per diciamo rispondere proprio a queste domande dicendo: guarda che se consideri un ventil convettore in confronto a un pavimento radiante troverai dei risparmi di costo, dei risparmi economici che possono essere magari anche doppi di quelli che hai trovato in questo studio. Quindi la volontà è stata proprio quella di non forzare, anzi di risaltare in una condizione a noi sfavorevole, tra virgolette, di confronto, quello che poteva essere il risultato finale. Stiamo leggendo tutti in questi giorni un po' delle manovre ovviamente che il governo sta mettendo in atto, e già qualcuno infatti ce lo chiede. Questo tipo di impianti, stiamo leggendo di bonus fiscali e soprattutto per interventi di edilizia. Nel caso ovviamente avremo specifiche quando il decreto verrà, potremmo leggere in maniera definitiva. Per adesso leggiamo tutti, credo, le uscite che ci sono, ma sono già abbastanza indicative. Questo tipo di impianti potrà rientrare anche negli interventi agevolati, quindi fino al 110%, quindi con vantaggio anche nel caso di cessione del credito a istituti bancari o imprese o quant'altro, insomma. Sì, le detrazioni fiscali sono, se confermano le regole di detrazione ovviamente, perché poi al di là della percentuale ciò che conta è quali sono i parametri con cui rientrare, ma se diciamo venissero confermate le regole attuali, la detrazione dell'impianto segue comunque la sostituzione del generatore. Quindi se qui si fa un generatore in pompa di calore o un impianto ibrido o comunque un impianto che possa rientrare
nella detrazione, questo si tira dietro, come sappiamo, per il discorso, per l'attuale 65%, si può portare dietro anche i costi legati ai terminali e alle opere, diciamo, relative al rifacimento dell'impianto. Quindi in quel caso si potrebbe accedere con le regole appunto attuali, già oggi viene fatto sulle ristrutturazioni, ovviamente non sul nuovo, e quindi se vengono confermate queste regole. Le ultime notizie che ho letto pare che non sarà contenuto in questo decreto quella detrazione così elevata, che avrebbe creato anche delle anomalie un po' strane, per quanto avrebbe sicuramente, o se la riprenderanno in mano, darà sicuramente una spinta al mercato che ci si auspica. Potrebbe essere anche che magari aumentano semplicemente il livello di detrazione o reintroducono la cessione del credito, che in certi casi potrebbe aiutare soprattutto chi magari non ha diciamo, da detrarre un IRPEF sufficiente per godere pieno della detrazione, o comunque diciamo, non abbia possibilità di sborsare subito tutto quel denaro. Quindi già quello sarebbe un bel passo avanti, ovviamente studiato in modo corretto per non danneggiare tutta la filiera, ovviamente, perché bisogna pensare anche a chi poi lavora, che tanto ha creato scalpore la cessione del credito e comunque lo sconto in fattura, che era stato, diciamo, introdotto per un breve periodo. Attendiamo comunque le indicazioni ufficiali per avere conferme sulle ipotesi, insomma, che oggi leggiamo sui giornali. Allora, ti faccio ancora qualche domanda, vista anche l'ora, siamo andati molto oltre, ma vedo che c'erano moltissime questioni da risolvere. Allora, una domanda molto puntuale e specifica. Puoi darci le temperature di uscita nel ventil convettore e nel ventil radiatore? Temperatura di uscita dell'aria, immagino che intendano, si riferiscono a questo. Che è quella che determina poi le condizioni di comfort, immagino, quindi soprattutto invernali, di riscaldamento. Noi abbiamo un software sul nostro sito che vi invito ad utilizzare nell'area riservata, dove, inserendo le condizioni di funzionamento di mandata e di temperatura, cioè di mandata e ritorno acqua e di temperatura, è un software di selezione, ma più utilizzato per calcolare che per diciamo, fare scelte all'interno della nostra gamma, proprio per calcolare questi parametri. E il software vi dà anche le temperature di uscita. Diciamo che se stiamo con temperature di mandata non molto inferiori ai 40 gradi, si potrebbe in qualche caso pensare di arrivare anche fino a 35, ma stiamo estremizzando verso il basso, tendiamo a consigliare di non andare sotto i 40. La temperatura di uscita dell'aria è intorno al valore di 35 gradi, 33, 34 gradi, che sono comunque delle condizioni ritenute di funzionamento, diciamo, di comfort ancora con un fan coil. Quindi si può, diciamo, in generale poter scendere fino ai 40 gradi di mandata. Comunque vi invito a usare il software, vi dà il dettaglio preciso di tutto. Ti faccio un'ultimissima domanda, molto precisa e puntuale in questo caso. Ci chiedono se puoi dare delle spiegazioni su una soluzione in cui si è installato un'unità Air SLR, pardon, e una wall. Nel momento in cui la Air lavora in riscaldamento statico, presumo che in ambienti in cui ci siano entrambe le macchine, come ci si debba regolare, se capisco bene. Non ci sono problemi, perché le due macchine lavorano indipendentemente, quindi nessun problema. La macchina Air funzionerà in statico e il wall funzionerà come lo sceglie l'utente, tanto l'acqua che arriva dall'impianto sarà la stessa, quindi potranno tranquillamente funzionare diciamo in modo differente, quindi non possono essere tranquillamente mischiate. Spesso vengono messe nelle camere da letto soluzioni radianti con tecnologia radiante per poter godere del funzionamento statico in inverno, quindi di assenza di rumorosità nelle camere da letto, e magari per risparmiare qualcosa, qualora ci sia appunto una necessità di contenere dei costi, prendere delle macchine classiche ventilconvettore nelle zone giorno, dove magari il tema del silenzio assoluto è meno, diciamo, è meno sentito, per quanto comunque la macchina alla velocità minima non ci si accorge che sia in funzionamento, e quindi, diciamo, normalmente in alcuni casi si fa così senza alcun problema, insomma. Quindi si possono mischiare macchine radianti e macchine non radianti, ecco.
Benissimo. Allora, direi, vista anche l'ora, abbiamo, credo, dato risposta a quasi tutti. Chi avesse ulteriori questioni, eccetera, anche puntuali, può, vista la disponibilità sia di Davide che di Alberto, indirizzare le richieste alla mail che vedete in questa slide, così potrete avere ulteriori indicazioni sulle questioni aperte oggi. Bene, riceverete, ricordo ancora, tutte le slide in PDF via mail, e a questo punto non mi resta che ringraziare i tantissimi che sono ancora collegati, e chiedo scusa anche della loro pazienza per essere rimasti con noi fino alla fine, ma evidentemente comunque l'argomento destava molto interesse. Ringrazio Davide Raccagni e Alberto Gazzaroli per il webinar di oggi, e ci diamo appuntamento magari a una prossima occasione in cui tratteremo ulteriormente questi temi. Grazie a tutti, direi. Sì, noi vi salutiamo. Ci tenevamo a salutarvi con una frase, diciamo, celebre di un personaggio che è Richard Fuller, che fu architetto, inventore e filosofo del XX secolo, fu tra i primi ad occuparsi del tema dell'efficienza energetica in modo concreto nei suoi progetti, e disse che non c'è alcuna crisi energetica, solo una crisi di ignoranza. Oggi ci dicono tutti che siamo in una crisi che ci seguirà e comunque avrà delle ripercussioni nel prossimo futuro, ma ricordiamoci che nel prossimo futuro, anzi già oggi, dobbiamo affrontare anche un'altra grande sfida, che è la sfida al cambiamento climatico, e questo è strettamente legato alla produzione, a come produciamo, a come utilizziamo l'energia, e quindi rientra nella nostra attività quotidiana di produttori, progettisti, installatori, fare quelle scelte intelligenti che ci permettono proprio di superare le crisi, come ci suggerisce Fuller. Quindi noi speriamo di avervi dato qualche buono spunto. Come diceva Ferdinando, siamo disponibili a rispondere alle vostre domande, e direi che qui vi salutiamo. D'accordo, grazie mille a tutti. Perfetto, grazie mille a tutti e buona serata.